Dai, buonanotte direi, amici bellini, buonanotte e andiamo direttamente live. Questo è un altro esperimento, eh? È la prima volta che faccio la reaction e poi posto la reaction subito, non vi do il tempo nemmeno di guardarla, che poi vado live, vediamo se funziona. Vedete il ritorno? Ma perché sono io che controllo giustamente se andiamo live. Allora, lasciate like, entrate che io vi saluto. Benissimo, c'è il mio mod, c'è Enzo YouTube, vedo Walter, vedo Luigi, Steve Austin, vedo Lorenzo Ferraiolo, Ciao Lorenzo Ferraiolo, assolutamente sì, Simone Russo, Luigi, quanto sei bello. Ragazzi. Allora, ci siamo un po' ripresi, sono stati 2 giorni tosti, ovviamente, e la pigliamo piano piano. Vediamo un pochino. Ciao Bepi, ciao Fabio, grande Fabio, tifoso dell'Inter che non manca mai. Roberto Ciambelli, ciao Sergio. Carlo, 4-3 tanta roba, ne dobbiamo parlare assolutamente. Mariano, vediamo un pochino, Francesco Francese, Vincenzo Saetta. Sta la conferenza del Napoli in diretta, allora qualcuno ci raggiungerà poi dopo. Io ho ascoltato le parole di Gattuso, la primissima intervista, credo fosse Sky. Ciao Gennaro. Partite similari, mi sembra, Roma e Napoli. Io non l'ho visto ovviamente la Roma, però dici bene, il secondo tempo molto meglio. Ciao Danilo, ciao Pasquino, ciao Charles, Alessandro Boccanfuso. Sì, che mi piace, è ovvio. Andy dice una partita bruttissima, adesso ne parliamo. Andy, sono d'accordo in parte. Adesso lo sviluppiamo questo discorso. Nella partita di oggi ho capito, mi piacciono Lozano, Elmas, Zielinski, Demme, Capebombo, Lobotka, Politano, Lorenzo e Ciruccio. Non piacermi più tutti gli altri. Sì. Perché Gattuso si ostina, il 4-3 si gioca a memoria, hai visto Giovanni? Sì, adesso parliamo di tutto questo perché è un tema. Ciao Aldo, ciao Elpidio, oggi con Elpidio ci siamo fatti pure una bella telefonata. Orribili foto che stanno girando, Anto, non so di quali foto parli, fammi sapere. Grazie Gerbilla. Allora, ragazzi, qualcuno, se non avete visto la reazione, potete andare al volo a vedere la reazione con il link e poi tornare. Tanto noi ce la facciamo, penso, un'oretta. Poi dipende, io so che è tardi in Italia, ma c'è il lockdown, dove andate? Non potete andare da nessuna parte e quindi recuperiamo, stiamo insieme. Prima di tutto, ragazzi, io ho lanciato già sul gruppo, sul canale Telegram, vi invito insomma a iscrivervi. Se io lo scrivo qua, esce punto esclamativo Telegram, per esempio. Tra l'altro ho creato anche il comando. Esatto, vi potete iscrivere al canale Telegram con quel link e ho creato anche il comando Diego che dopo lo faremo, ovviamente. Prima di cominciare, volevo assolutamente ringraziare Tina, che poi sarebbe Ivan, Forza Napoli, Maradona per sempre, grande Valerio, ci vediamo tra 30 minuti. Charles Bukowski che dice non sono molti, ma te l'avevo promesso, appena posso sono qualcosa in più, te lo meriti, grazie. E Levitan Artemus Pro, ovviamente, che non manca mai. Ragazzi, voi avete fatto partire le donation, le donazioni prima ancora della live e io lo apprezzo tantissimo. Merita lo screenshot e la soddisfazione, la meritate assolutamente. Poi per quelle là dal vivo, ovviamente compare qua e io le blocco al volo.
E non ho visto questa roba, Anto, non l'ho vista. Io sto ricevendo ovviamente, e mi fa piacere, messaggi, video. Il San Paolo era da brividi fuori, era una sorta di inferno positivo, di emozioni, di lacrime. Una roba veramente, veramente emozionante. E nulla, vabbè, ho sentito le parole di Gattuso che ha ammesso che abbiamo sbagliato anche molto, ed è vero, perché il primo tempo, se vedete la reaction, io non ero contento e siamo stati un pochino lenti, un pochino prevedibili, ma la cosa bella del primo tempo, secondo me, e vi chiedo anche a voi subito un confronto su questo tema, è Zielinski. Zielinski mezza punta, Zielinski trequartista, che dopo un inizio complicato, perché loro sempre con le due linee molto vicine, ha capito che doveva venire un pochino più indietro, ha scambiato bene e con le sue accelerazioni, con i suoi strappi, poi ci ha portato al gol a tutti gli effetti. Il classico, come si dice, controllo orientato, c'è stato un rimpallo, lui l'ha tenuta bene, l'ha messa al centro, bravissimo Politano a seguire e a chiudere sul secondo palo, mentre Petagna si portava il primo. È un ottimo tema e vi chiedo commenti in merito, perché secondo me Zielinski lo ha fatto meglio di quanto non lo stia facendo Mertens in questo momento. Quindi vi chiedo, sotto questo punto di vista, anche la vostra opinione. Sì, che tristezza stasera, è vero, non poter salutare, lo so. Gerbilla, preso al volo, grazie mille, amica mia. Gerbilla Billa, grazie assai per la tua donazione e per il supporto al canale. Gerbilla mi supporta anche, noi ci siamo conosciuti tra l'altro sul canale del gaming, sul canale Fluidzot, dove ogni tanto ci diamo mazzate di santa ragione sui nostri giochini che facciamo sul telefono. Io ultimamente ho pure pochissimo tempo per giocare e mi sto dedicando al 100% al canale del calcio. Caffè Napoli 1926 da New York, Valerio Fluido e tutto. Sì, andiamo a vedere qualche altro vostro commento. Davide De Luca, il secondo tempo meglio in generale, ma soprattutto gli ultimi minuti. Certamente i giochi ne hanno fatti, ma quei 10 minuti col 4-3-3 li ho visti alla grande, assolutamente. Quindi autogol. Ecco, sì, perché sulla chiusura di Politano. E secondo me Raffaella questo gli ha detto Insigne quando è uscito, perché c'è stato uno scambio di battute tra Insigne e Anastasio. Giusto anche così. Vediamo un pochino. Giancarlo Pacelli, Lozano ha spaccato la partita, la sua rapidità è fondamentale, comunque abbiamo sofferto contro questi pescivendo. Sì, ma non è la prima volta, anche all'andata abbiamo sofferto. Sta squadra è un po' scarsina magari in attacco, però hanno dei giocatori di bella corsa. Sì, Gulam è la cosa più bella di tutta la partita, Walter, assolutamente. Altro tema che dobbiamo assolutamente approfondire. Buonasera Vale, cosa ne pensi dell'allenatore dell'Olympique Marseille Villas Boas? Ho letto, Baffo, ha proposto di ritirare la maglia numero 10 da tutte le competizioni per tutte le squadre. È stato un gesto, è stata un'idea bellissima che mi piace tantissimo. Ovviamente non credo sia fattibile, non credo che le squadre lo accoglieranno mai come cosa, la FIFA in generale, visto il rapporto con Diego che non era straordinario, non credo proprio, però bello anche sentirlo, anche solo come proposta. Mi piace, mi è piaciuta l'uscita. Mi dispiace che Insigne non ha trovato il gol, si vedeva che ci teneva, è vero, è entrato tosto Insigne, poi se l'è mangiato uno in velocità. C'è stato due occasioni belle toste, una col classico giro sul secondo palo e un altro al volo. Ha preso Elpidio. Grazie amico mio, grazie mille. Caffè corto e cornetto.
te stai a fare sic, non è vero, in realtà io mi sento, sarà la barba, sarà la pasta, perché io, sapete, ho trovato la pasta di Gragnano, e quindi identità, quando trovo la pasta di Gragnano. Oggi, per esempio, qua che è pure Thanksgiving, ma a me non me ne frega proprio niente tacchino. Io mi faccio fatta carbonara, cioè mi faccio queste cose qua. Mi sento comunque sempre in Italia. Pablox, anche noi siamo tutti tristi per Diego, assolutamente. Sentiamo un pochino. Andy, ma Elmas inutile a sinistra, Zielinski per me zero. Niente di meno. Zielinski ha fatto una partita che nel primo tempo solo lui, non sono proprio d'accordo con te. Elmas così e così poteva far meglio, però c'ha il dribbling. Vedi che la Gattuso gli diceva rientra al centro, non stare così largo, così lasci a Gulam la possibilità di scendere. No, su Zielinski non sono affatto d'accordo con te. Lo dico, togliere il miglior marcatore nella storia del Napoli da davanti alla porta è un crimine contro l'umanità. Pasquino, e ovviamente questo è anche un tema che ci riporta al 4-3-3-4-2-3-1. Tu Osimhen lo devi far giocare, però Mertens mi sembra proprio fresco quando sta a prima punta, il rientrare e poi nello scambiare nella velocità. Vabbè. No, scusate, mi sono un attimo distratto perché ho visto un messaggio meraviglioso di uno di cui non faccio il nome perché non è che ti devo dare la notorietà. Stai bene. Luigi della Vecchia? Maronna, io lo sapevo. Io lo sapevo, perché lui è ancora più bello, perché lui lo fa via quest'altra cosa qua. Lo leggete? Lo leggete? Donate che questo deve mantenere Saverio. Grazie Luigi, grazie sempre per il tuo supporto. Grazie mille. Tra l'altro, vabbè, mo hai donato già, quindi basta tu basta. Però ho creato anche un altro link che sta in basso in descrizione, credo sia ancora in basso in descrizione, fammi controllare. Lo controlliamo al volo. Sì, si chiama, vabbè, c'è prima il link del canale Telegram che vi ho detto già, e poi c'è un link che si chiama supporto diretto, e utilizzando quel link del supporto diretto dovrebbe uscirmi la notifica anche qua, quindi magari poi mi esce il vostro nome dal vivo. La cosa bella è che con queste notifiche nuove che ho creato, anche quando vado live dagli altri amici YouTube e qualcuno si iscrive, io becco la cosa, è bellissima sta cosa. Domani fai le live? Non lo so, domani. Non lo so. Lo sapete sempre dal canale Telegram, ragazzi, perché alle volte faccio le improvvisate, lo sapete. Lasciate un like in questo momento. Vedi che dovrebbe essere sempre quello che dici tu, Luigi. Cioè, quel link nuovo dovrebbe essere sempre legato a PayPal. Fammi sapere, non donare, però fammi sapere se funziona. Perché è legato a PayPal, che però, essendo un link nuovo, mi permette poi di beccarla qua, altrimenti devo fare la storia delle mail. E con te funziona perché tu, cioè, c'è un rapporto tra noi diretto di amicizia, ma gli altri non lo sanno. Tentativi, nuovi tentativi. Allora, da romanista sarà una bella partita, Anaconda. Domenica che vinciamo noi o voi, la vittoria sarà dedicata a Diego. Bellissimo messaggio, amico mio, e ti ringrazio. Mamma mia, che partita, sì. Sarà una partita su due squadre che ora il Napoli non sta in una forma straordinaria, però la Roma ha vinto bene in trasferta. La Roma abbiamo ovviamente paura della Roma, e sta molto bene in campionato, sta nelle zone alte, e sarà probabilmente, spero, in un partitone in generale. E poi ci divertiremo anche con Asso. Beccato Davide De Luca, grazie amico mio, un caffè te lo offro anche io, grazie mille. Grazie mille per il supporto, ragazzi. Sono giornate in cui Giornate un po' tristi, poi sono giornate in cui mi manca anche la mia famiglia, perché Thanksgiving, lo sapete, è la festa della famiglia, e quindi mi sento più vicino anche all'Italia con il vostro
con la vostra presenza. Ah, bellissimo, beccato al volo, il viola canadese, l'angolo del pallone, grazie mille. Gabe, ragazzi, Gabe, il grandissimo viola canadese, anche lui ha un canale YouTube, andatevelo a cercare, lui parla della Fiorentina, ma parla un po' in generale di tutto, e ho apprezzato tantissimo l'ultimo video dove lui, invece di parlare della vittoria della Fiorentina, ha dedicato un video a Diego, quindi anche lui molto sensibile all'argomento, un po' come ha fatto Prandelli, no? Prandelli in conferenza ha detto: io la partita non vorrei proprio parlare perché è il momento di avere un ricordo. Andiamo a vedere un pochino. Ti salutano, Gabe. Angela, ciao. Perché non gioca? Non lo so, però speriamo che magari adesso che ha giocato una partita di 90 minuti vuol dire che è recuperato fisicamente. Speriamo bene. Comunque questa era una partita tosta. Gattuso per schierarlo vuol dire che sapeva che poteva tenere tutti i 90 minuti. Miki Chicca, io ho visto la Roma, ma il Napoli è pronto? Sei pronto, Napoli-Roma? Io sono pronto, non lo so se il Napoli lo è. Ah, Christian, vedi? Grandissimo, sei il primo, l'aveva fatto anche un altro amico, sei il primo, vedi che colori diversi, devo lavorarci e rimani anche qua sopra, vedete? Che meraviglia, allora il link funziona, grazie per averlo trovato amico mio e grazie per il tuo supporto. Devo solamente cambiare il tempo in cui rimane qua, così posso leggere meglio il nome e ringraziarti. Grazie mille. L'ho letta sta cosa, Lorenzo, aspetta, mi sono perso. Fabiano molto meglio con il 4-3-3 perché non deve dettare i tempi. Questa è un'ottima cosa. Allora, Fabian non è entrato benissimo per me oggi, comunque ha sbagliato diversi passaggi, però l'ho visto che si è buttato in aria, cosa che prima non faceva di suo, e quindi se chiude anche le azioni che si sviluppano da sinistra, Fabian nel 4-3 è meglio, e poi ce lo deve dimostrare, ragazzi, partita dopo partita, perché sapete che Fabian è uno dei temi del Napoli. Allora, vediamo un pochino. Ma la grande partita di Maksimovic, sempre più convinto che sia più adatto di Manolas per ora. Angelo Nozzolino, non solo è più adatto, non solo grande partita, sono d'accordo, ma ha giocato molto meglio di Koulibaly. Koulibaly ancora un po' distrattuccio, male in impostazione questa volta e non impeccabile in fase di copertura. Oggi uno dei peggiori Koulibaly, bisogna dirlo senza dubbio. Senza dubbio. Francesco, ciao Vale, a te e a tutti. Ma Elmas perché non gioca? Elmas ha giocato e non gioca spesso perché diciamo che in questo momento è una riserva, però giocherà. Adesso si gioca ogni 3 giorni, Gattuso l'ha ripetuto e quindi mi viene da ridere perché l'ho botto che te ne mangia Peppi Danicelli dopo il cielo di Natale. Anche nella reaction a un certo punto sta un botto che proprio a panzone, però non è vero. Poi ha fatto pure un bel tiro, si è ritrovato mezzala sinistra in zona insigne, diciamo, stop e tiro a giro, è stato bravo il portiere. Ragazzi, non è chiatto, è Costituzione, voglio dire. Non è smilzo come Dem. Ha preso, parato, grande Marco Montella, ti ringrazio. Ciao anche a te. Grazie mille per la donation, per la donazione. E intesa con Petagna, anche un bel tema. Secondo me Petagna non ha giocato male, ha fatto tante cioè, capito? Il lavoro che ti aspetti da Petagna, mi aspetto di più in fase realizzativa, no? Di finalizzazione. Però lo sappiamo che non è uno che segna a fiotte, non è Inzaghi. Però quello di mantenere, ricevere il pallone spalle alla porta, mantenere e fare salire la squadra l'ha fatto abbastanza bene. Però è ovvio che quello è il posto di Osimhen in qualsiasi
Ah, vedi, è ottimo, ottimo Cristian, grazie per avermelo detto. Devo aggiustare, secondo me riesco ad aggiustare e a far uscire anche il messaggio. Sì, se apro Streamlabs probabilmente mi esce il messaggio e adesso lo provo anche al volo, perché tanto siamo tra di noi, che fa? Nel frattempo lasciatemi un like, giusto per sfizio. Lasciatemi un like. Ah, adesso lo vedo, eccolo qua. E posso anche fare il replay. Il replay della tua donazione. Fabian che giocava di prima mi puzza di cazziata post campionato. Ho fatto il replay della tua donazione. Sì, sì, ci ha provato. E il Napoli a un certo punto, però mi sa anche che il giocare di prima è dovuto anche un po' al 4-3-3, che mi sembra proprio che i giocatori ce l'hanno nel DNA spiccicato. Non lo so, non lo so. Achille Vips, ciao Vale, sempre più convinto che Zielinski sia il più adatto a giocare come sottopunta. A me è piaciuto molto oggi, mi è piaciuto moltissimo, meglio dell'ultimo Mertens sicuramente. Non ti preoccupare Kevin, vai tranquillo, tu lascia un like. Da minorenne devi lasciare un like e commentare come stai facendo. Faresti uno scambio tra Lukaku, Zeku, Osimhen, Rebic e Fabian Barella? Aiuto. Cioè, Lukaku alla Roma, Dzeko all'Inter, credo che loro lo farebbero sempre, perché Lukaku è più giovane. Osimhen, Rebic non lo farei, Rebic mi piace, ma Osimhen no, non lo cambio con Rebic. E Fabian Barella lo farei stasera. Ho sentito Ivelin, me l'hanno detto anche adesso in live, e i responsabili sono fatti i selfie, vabbè, è uno schifo, è uno schifo. Poi in queste cose c'è sempre quello che non capisce che cos'è il rispetto. The Gag, buonasera. Alessandro Boccanfuso, fammi vedere la formazione per me titolare: 4-2-3-1, Meret, Di Lorenzo, Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens. Sì, praticamente tu hai messo Mertens prima punta, Zielinski dietro di lui. I due centrali però, Fabian Luiz, Elmas, potrebbero essere un po' leggerini. In questo momento Bakayoko deve giocare. Adesso Bakayoko è squalificato e credo ci andrà Demme lì a schermare chiunque sarà il regista. E questo con il 4-2-3-1. Però già so che il tema di tutti questi giorni prima della Roma sarà il 4-3-3. Lo diranno tutti e lo dico anche io. Lo dico anche io, ovviamente. Pierrot, buonasera, mi dispiace tantissimo, ti dico condoglianze ai fratelli napoletani, grazie amico mio, vedo un logo della Roma, apprezziamo tantissimo le condoglianze delle altre squadre. Sì, io ho idea, Salberani, non ti illumino il messaggio perché non voglio dare nemmeno un secondo di visibilità a quel nome. Non per te, perché non voglio dare visibilità a quel nome. Chi non l'ha io credo che l'hanno visto tutti. Tra lui, quell'altro stronzo di siciliano tifoso della Juve, vabbè, è inutile nemmeno, però non voglio dare proprio visibilità a questi che lo fanno apposta per avere visibilità. Secondo me Demme deve essere titolare, troppo importante almeno per me. Michele ha fatto un partitone Demme per me e aveva anche il doppio ruolo, no? Di schermare e di impostare, perché Bakayoko in impostazione non è il massimo. Lo abbiamo ritrovato un po' dappertutto ed è arrivato anche al tiro un paio di volte. Sarebbe stata una bella favola, proprio Diego che si chiama Diego per via di Maradona. Sarebbe stata una favola bellissima proprio il gol di Demme, però. Uè, Manu, te l'ho lasciato il like, ma mo salutami. Io vi saluto tutti, ragazzi. I messaggi scorrono veloci e faccio del mio meglio. Sì, fai bene, grazie Salberani. No, ma perché Sananai, cioè, sono degli sciacalli. Sono degli sciacalli. Perché poi nemmeno per il like, è per la visibilità, perché lo sanno che dire una cosa del genere poi porta all'indignazione generale, ognuno condivide il video, il link, eccetera, eccetera. Colletta per lo shampoo è bella. Gulam è stato straordinario, Simone. È stato straordinario, ha tenuto per 90 minuti l'ampiezza che ti regala Gulam, i cross più precisi,
l'ampiezza, la fisicità, prende le palle di testa, perché ovviamente così ancora non è brillantissimo, ma vabbè, è un'altra categoria. Gulam così, meglio di Palmieri, meglio di Grimaldo, meglio di chiunque altro. Non mi esce questo messaggio, non lo trovo, fammi sapere di cosa... l'ho detto ogni tanto, Luca, ne ho 37 appena compiuti. Siamo quasi a 100 like, arriviamo a 100 like. Arriviamo a 100 like, che mi sembra un bel... Mi sono perso il messaggio di Levitan Artemius Blow, che Bepi sta ridendo. Albe, se lo riscrivi, cerco di beccarlo. Sì, Sabatino sì. Sabatino sì. Anche a Messina si sta pensando di intitolare una via, una piazza, un impianto sportivo a Diego. Bellissimo, Davide, questa testimonianza. Con il 4-3-3 giochiamo meglio. Anche per pochi minuti si è visto, Si è visto. Allora, Brewer, stasera giro palla lentissimo, imbucata centrale forzata e quindi un casino di palle perse, parliamone. Allora sì, specialmente nel primo tempo, sì, c'è voluto uno strappo di Zielinski dopo un controllo orientato che è forzato, perché comunque era a spalle, però gli è riuscito dopo un rimpallo, e ovviamente per vie centrali era complicata, perché loro si sono tutti chiusi. Quindi si sono palle perse perché si è forzata la giocata. Koulibaly ha forzato la giocata più volte. E quindi Maluccio nel primo tempo, Maluccio un pochino meglio nel secondo tempo. A me poi mi è zumbato pure lo streaming, quindi ci sono stati 10 minuti tra il 60° e il 70° che non ho visto. Però sì, anche Gattuso l'ha detto nella prima intervista che non era contenti, si è sbagliato tanto. Però almeno si sono segnati 2 gol. E il primo gol l'abbiamo raccontato, bravo Politano a crederci fino in fondo. Il secondo gol, un'invenzione totale di Insigne, che ha sentito il movimento di Lozano là e a metà. È Lozano che lo detta e Insigne che lo fa allo stesso microsecondo. Era una roba bellissima. Alfonso Cavaliere, grazie mille, lo vedo, dato che vedo anche la tua mail, cerco di cancellarla per la privacy. Grazie mille, amico mio, grazie mille per il tuo supporto, grazie tanto. Vediamo un pochino. Giovanni, perdonami, abbiamo visto 2 partite Zielinski, tranne il guizzo e l'assist, praticamente zero, sempre nascosto tra le linee, mai riuscito a trovare spazio e a servire in verticale. No, secondo me ci sono stati molti momenti in cui l'ha trovato il pallone, ha dettato il passaggio, non in continuità, all'inizio, i primi 20 minuti male, poi dopo l'ho visto meglio. Può essere che abbiamo visto 2 partite diverse, ma poi dipende anche tu su cosa ti concentri quando vedi la partita. Io stavo cercando di capire se quella soluzione poteva essere buona o meno, e a un certo punto secondo me è andata bene. AZ Real Sociedad è finita 0-0, quindi è ottima per noi, per la classifica. Questa è una partita importante, ragazzi, perché poi con il Rijeka, io mi immaginavo che con il Rijeka chi sbaglia col Rijeka rischia. Luigi, Valerio, ma a te non sembra che Gattuso, quando c'è da mettere a posto Casini, dia una grande grinta alla squadra, ma in condizioni normali mi sembra quasi scarica addosso ai calciatori la sua ansia? Può essere, Luigi, può essere. Dobbiamo vedere queste condizioni normali. Ancora con la Roma non è condizione normale, perché ci sarà cioè questa vittoria non sposta, secondo me. E non so se recuperiamo Osimhen. Però Gattuso, ragazzi, Gattuso non è esente da errori e colpe, è comunque un allenatore giovane. A me sta bene che faccia anche i suoi errori e che noi lo notiamo. Non si deve pigliare collera. Fluchi, sarebbe stato bello vedere il capitano Insigne segnare e come esultanza onorare la maglia di Maradona al cielo davanti al maxi schermo dove c'era lui a guardarci. Bellissimo messaggio. Nico Arena, Zielinski è strepitoso, un giocatore top.
ripeto, a me è piaciuto, poi ovviamente ognuno, ci sono i giornalisti che quando fanno le pagelle non si trovano di vari punti, figuriamoci se non possiamo trovarci io e voi ragazzi, le opinioni, il calcio è bello pure per le opinioni diverse. Io vorrei donare, non sono una minorenne, non ti preoccupare, Maradona e il calcio, ti prego leggi, l'ho letto Lorenzo, non ti preoccupare per la donazione assolutamente. Francesco Esposito, ciao amico mio, Maximovic stasera tanta roba, forse per uscire dalla pressione del Milan serviva un altro difensore di palleggio, lo abbiamo detto, meglio di Manolas, sì, per me da rinnovare un terzo così non si trova, e in questo momento secondo me se la deve giocare pari a pari con Manolas, senza dubbio. Fabrizio Correa, sì, io stasera ho visto 15 minuti di 4-3-3 e sembrava un'altra squadra. La verità è che noi non abbiamo un trequartista, ma tanti ottimi calciatori che si possono adattare. Fabrizio, è giusto anche perché lo stesso Zielinski nasce trequartista, però secondo me è molto meglio mezzala per lo strap, per le sue caratteristiche. Il trequartista puro non abbiamo. Alla Eriksen, per capirci, per il nome che si è fatto. Si possono adattare, possono fare bene, però non ce l'hanno di loro. Nel senso, anche lo stesso Mertens deve imparare certi movimenti. Gabe, ciao Vale, ciao a tutti, ti ho fatto una dotazione quando stavo guidando, ti ascoltavo ma non vedevo se era arrivata. È arrivata, amico mio, l'ho bloccata al volo qua e ho detto a tutti anche di passare per il tuo canale. Eccolo qua, Enrico Di Roberti si è iscritto al canale, grazie Enrico, benvenuto. Non dimenticare, come ti dice, vedi, anche Stream Element ti dice grazie Enrico De Roberti, non dimenticare il canale Telegram, stanno funzionando i bot, ragazzi. Allora è il momento di onorare Diego, voi preparatevi e cliccate invio solamente quando ve lo dico io. Il comando è semplicissimo, punto esclamativo Diego, tutto minuscolo, tutto attaccato, preparatevelo e quando vi dico via facciamo impazzire il bot e vediamo cosa ci risponde. Dai, preparate e cliccate invio solamente quando ve lo dico io. Solo quando ve lo dico io. Grazie Claudio, ti ho visto. Anzi, fammi togliere anche il nome mio che tanto ho sapito che io sono Caffè Napoli 1926, non ci interessa. Boom. Così si vede qua sotto l'ultimo iscritto. Claudio Paduano, grazie mille, benvenuto. Siete pronti? L'avete scritto? Punto esclamativo Diego, via, 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 tutti quanti, vai. Andiamo subito. Fatemi vedere che cosa risponde. Vedi, qualcuno già l'ha scritto. Il Nightbot risponde. Grande Falco 75, buona vista, come stai amica mia? Grazie per esserci. Tra l'altro moderatrice di Beppe Bianconero, quindi doppio onore per me. Guardate quanti bei Diego che stanno arrivando, fantastici, perché ragazzi, Diego, io sono salito sopra al terrazzo, l'avete visto nella reazione, se non l'avete visto lo vedrete dopo. Ho fatto il mio applauso da solo con lo skyline di New York, ho acceso la mia candela e il Nightbot risponde: grazie di tutto Dios, sempre. Io da questo momento, quando mi si dirà Forza Napoli, io risponderò sempre e sempre. E capite cosa intendo. Giancarlo Pacelli, ma i passaggi in orizzontale sbagliati da Baca e Di Lorenzo a volte peccano troppo di leziosità? Sì, Di Lorenzo specialmente, un poco meglio dell'ultima partita, ma era difficile fare peggio dell'ultima partita, però si è trovato anche lui a tu per tu col portiere e ha poca freddezza, non è attaccante, si vede, però un paio di volte, per esempio nel secondo tempo, si è sovrapposto anche bene con i movimenti di Politano mi è piaciuto parecchio.
Non esageratissimo, però abbastanza bene, meglio rispetto al Milan. Io Fabian per Barella mai. Mo per una partita sbagliata chi stanno è scarso. Fabian molto più forte di Barella, tu che dici? Non ho assolutamente detto che Fabian è scarso, lo sappiamo che è forte e ha molta più qualità di Barella, sono due giocatori diversissimi. Barella però ha l'animo del combattente che Fabian non ha, quindi se vuoi qualità con un pochino più di lentezza ti tieni Fabian, se vuoi più frenesia, palloni recuperati e anche qualche buon tiro che Barella ogni tanto indovina, preferisco Barella. Ma credo che a parità, per esempio, se lo chiedi a Gattuso, Gattuso si tiene Fabian. Poi non è che ha sbagliato una partita. Fabian ha di suo un'indole un po' più, un po' come dice Bepi 3-3. Noi sappiamo cosa significa, le tre cose più inutili. Per me è stato un piacere e un dovere fare l'omaggio al grande Diego, purtroppo c'è gente stupida come, non dico manco il nome, che poi critica Prandelli, esatto. Sì, non dico manco il nome. Uno acquistabile coi soldi senza vendere? Non credo che il Napoli possa fare mercato senza vendere, Scream, ma per una questione non tanto di soldi, ma di slot. Abbiamo troppi giocatori, dobbiamo venderci Milik, Llorente e un terzino per essere pari coi numeri e poi magari sostituire il terzino. Allora, paragone stupido. Sì, vabbè, nel senso sono due giocatori diversi, non lo devi paragonare. Fabiano è più completo. Oh, so, Barella è tanta roba, eh. Per me Barella è tanta roba. Però Fabiano ha più qualità, si può dire. Francesco Langella, secondo me il problema non c'è quando sono entrati tutti i titolari quella giocata di prima, mi sono emozionato, non facciamoci la terza prima, quando vogliamo c'è tanta qualità, è vero, e chissà se questa qualità, le giocate di prima erano dovute anche al 4-3-3, io dico non solo perché le giocate di prima le abbiamo viste anche con l'Atalanta, con il 4-2-3-1, e si possono vedere con il 4-2-3-1, non possiamo dire che poi il modulo è tutto sbagliato. Secondo me Gattuso deve essere bravo anche ad alternare i due moduli e si può fare. Maurizio Giordano, ciao, Barella è troppo falloso, sì, ma è proprio le sue caratteristiche, no? Di aggredire, poi alle volte non si mantiene. Barella è un rogue con un pochino più di qualità, per capirci come caratteristiche. Nuova opportunità a Milik non credo proprio, Mattia, perché ha staccato completamente la spina l'anno scorso, non si è comportato secondo me da professionista, quindi si sono rotte le giarretelle. Barella mi strizza la nervatura come persona, tira sempre calcioni, poi appena lo sfiore si mette a piangere, non si alza più. Deco. Vabbè, io poi non ho visto molte partite intere, non so. So dagli highlight che è bravo a recuperare palloni, poi sicuramente sarà anche falloso, perché per farlo devi essere anche un po' falloso. Ripeto, Barella... Nel senso che te lo compri tu via Viva, eppure ci sta, baby, pure ci sta. Allora, ciao Michele Piscopiello, ti ho visto al volo, ecco ti ho beccato finalmente Levitan, prima mi eri sfuggito, Barella è troppo falloso, Fabiano non fa un intervento manco se gli dai il bonus, ecco servirebbe una via di mezzo, assolutamente. Barella molto meno bravo ma gioca di prima come Giorginio Locatelli, non proprio come Giorginio Locatelli, perfetti per Insigne, il cambio col Camellone lo faccio anche adesso, vedi questo è un discorso che divide. Ciao Marco, scusami, ero sono entrato, hai visto lo schifo? Me l'hanno detto, non ho visto ancora le foto, qualcuno me l'avrà girate anche sugli altri social, le vedrò e vomiterò dallo schifo. Non per la presenza della salva, ma vomiterò per il gesto. La svolta di Rachmani è sempre più vicina, si avvicina alla panca anche per un distratto Nirone.
E il Pidio, sì, secondo me si può avvicinare alla panchina per Koulibaly. Distratto, oggi era pure capitano, ma molto deluso da Koulibaly oggi. Non lo so, potrebbe anche addirittura saltare la Roma, non lo vedo una cosa impossibile. Rientra Manolas, che la partita con la Roma sicuramente vuole dare il massimo. Maksimovic sta bene, perché no? Perché no? Stasera bene Zielinski, dice Anna Maria, sono d'accordo. Ben Nasser, stiamo entrando nei paragoni di tutti i centrocampisti. Alessio Juventino, ciao, com'è la situazione lì a Napoli per Maradona? Da tifoso juventino mi dispiace un sacco, RIP campione. Grazie per il tuo messaggio, Alessio. Io sono a New York, quindi non so boom, presa. Grazie Falco75 per la tua donazione e per il tuo supporto. È un piacere, Alfredo, iscrivetevi. Stai rispondendo ad Alfredo, iscrivetevi al suo canale, Chista è un bravo guaglione. Un abbraccio Alfredo, sempre obiettivo. Alfredo, vabbè, forse ti sei imbrogliata con qualcun altro, Valerio, ma io ti ringrazio per il supporto e mantengo la privacy. Quindi ti continuerò a chiamare Falco75 per tutta la vita. Buona live e Diego, grazie mille Falco. Angela, anche io ti voglio bene. Grazie mille. Vale, se facciamo il 4-3 dobbiamo vendere Petagna. Ok, che ci facciamo con un terzo, anche se può servire questo Covid. Milik e Llorente e prendere Boga, sì, tanta roba. Però Petagna non credo venga venduto, venga mantenuto come prima riserva. Ovvio, con il 4-3-3 tu alterni Osimhen e Mertens. Capisco perché dici vendere Petagna, lo capisco. Però si devono alternare. Non dobbiamo pensare, adesso si ritorna al 4-3-3 fisso. I due moduli si devono alternare perché alcune volte anche con il 4-3-3, ragazzi, difese bloccate non ci è riuscito a rigiocare. Il tutto sta nella velocità. Alternare i due moduli in base ai giocatori a disposizione e adattare di meno, mettere quelli più adatti. Gattuso deve essere bravo, non dobbiamo deciderlo noi. Io l'unico centrocampista preso Alessio Juventino, grazie per esserti iscritto al canale. Io l'unico centrocampista italiano che vorrei prendere, a parte Jorginho, è Locatelli. Mi piace tantissimo. Si prende dei rischi a volte per giocare alla palla, ma è De Zerbi che glielo dice. Quindi fazzolettino a tutta forza. Che bel Napoli stasera, Achille Trotta, per me un Napoli in crescendo. All'inizio abbiamo avuto difficoltà, questo Rieca non è, cioè sono giocatori poco conosciuti, però giocano palla a terra, ci hanno messo in difficoltà più volte. Meretta ha dovuto fare una parata un po' così e così e un'altra ottima, e comunque ci ha tenuto in apprensione, quindi poi in crescendo, poi meglio nel secondo tempo. Ma oggi erano troppo importanti 3 punti. Comunque 4-3-3 tutta la vita, più aria e campo tra i giocatori. È vero, Andy, su questo sono d'accordissimo con te. Si vede che c'è più aria, perché poi il trequartista con i tre dietro, con la punta che anche rientra quando non ti danno la profondità, stiamo tutti troppo intruppati. Questo è verissimo. Anche a me il 4-3 mi dà sensazione di aria, di ampiezza, di movimenti più logici, sì. Allora, Francesco Palladini, Bennaser per il momento miglior centrocampista in Serie A, recupera palloni, tosto come pochi, poi non parliamo del suo sinistro. Francesco, sì, mi piace tutto quello che hai detto e lo fa tutto bene. È tosto come pochi, forse non ha una grande fisicità, ma è tosto. Ed è vero, è vero. A me Bennaser mi è sempre piaciuto, anche quando era all'Empoli. Qualcuno diceva, ma ci accattiamo tutto l'Empoli. Bennaser ha dimostrato che nel Milan ci sta benissimo. Benissimo, assolutamente. L'azione tutto di prima pure a me Achille mi ha arrizzato.
Che parate ha fatto il portiere del Rijeka? Che parate ha fatto? E ha fatto delle parate. Oh, tu dici, ma che parate ha fatto il portiere del Rijeka? Non lo so, ripetimi questa domanda che non la riesco a identificare. Il portiere del Rijeka le ha fatte le sue parate oggi. Ross, ciao, mi ha fatto ricordare i suoi tempi d'oro, Gulam, assolutamente. Assolutamente. A mio avviso il centrocampo è il tema di oggi, eh? Più qualità e Zielinski, sono juventino, ma mi sono iscritto, sei in gamba. Grazie Mattia. Zielinski lo so, piace molto più ai tifosi delle altre squadre che a noi. Noi aspettiamo sempre un salto di qualità, un po' come lo dicevamo per Hamsik, lo diciamo per Zielinski. A me fa impazzire, però ci aspettiamo sempre qualcosa in più. Va bene, Alessio, sì, vabbè, no, ovviamente come facevi a saperlo? Come facevi a saperlo se sei nuovo? Grazie mille. Alessandro Catto, ragazzi. Oh, puff, preso Gabriele Grimaldi. Grazie mille, amico mio, per la donazione. Grazie tantissimo. E Alessandro Catto, ragazzi, se non lo conoscete, voi dovete andare assolutamente a seguirlo. Io non lo so, Ale, se tu hai un minuto, visto che ci sono anche alcuni tifosi della Juve presenti, molto belli, educati e carini, Alessandro, se tu hai un minuto, io ti mando il link per entrare al volo per fare quell'imitazione che io ho conosciuto da poco. Se hai un minuto, fammelo sapere e ti preparo il link. Anzi, mi devi scrivere il tuo numero di WhatsApp via Instagram. Se lo riesci a fare, facciamo un intervento al volo di Alessandro Catto e scommetto che tutti poi si iscriveranno al tuo canale perché se capiscono l'imitazione impazziscono come sono impazzito io. Mi è piaciuta la partita di Lozano, di Politano? Sì, assolutamente sì. Bello vedere un terzino che alza la testa e guarda prima di fare cross. Alberto. Un bacio a te e un bacio a Gulam e un bacio a chi alza la testa in generale. Sì. Grande Catto. E le prendo al volo, Deco, assolutamente. Vale, ti consiglio di togliere Juve e merda perché questo canale sta diventando sempre più multietnico. Antonio, ma io lo lascio. I tifosi della Juve capiranno che io cerco di essere sportivo, però io sono me stesso. Se uno vuole dire Juve è merda, lo dice. Se loro vogliono dire Napoli merda, lo possono dire. Non dovrebbero dire Vesuvio, Colera, queste cose qua che sono brutte, ma squadra merda, secondo me ci può rimanere nello sfottò alla fine, non è che siamo gemellati, la rivalità sportiva resta, poi se c'è il confronto bello tranquillo è sempre ben accetto e lo sapete. Io poi oggi veramente dopo la morte di Maradona mi sono anche un pochino intenerito nel senso che non me ne frega di avere tante discussioni con gli altri tifosi, mi è piaciuto la solidarietà in generale. Se si può fare discussione senza insultarsi, tanto meglio. Il merda può rimanere, secondo me. Allora, Ivan Paciotti l'ho preso al volo, anche lui ce lo conserviamo tra i nuovi iscritti. Grazie Ivan, benvenuto. Ragazzi, ma solo io penso che Gattuso urla troppo, specialmente con Lozano. Gli urla sempre dietro. Fossi in Lozano gli direi Gennari, ma riposo un poco. Sì, Luigi, sì, ed è un tema che abbiamo anche affrontato in passato, che per alcuni giocatori può essere deleterio, perché ti sente sta parola in gol sempre, il ciuchi, però se lui non fa sempre i movimenti che Gattuso vuole, lui deve gridare. L'importante è che Gattuso bilanci le cazziate e la richiamata con i bravo quando Lozano fa le cose bene. Il taglio che fa sul passaggio in Insigne è straordinario e si arriva al gol. Allora, fatemi vedere nel frattempo se il Catto, perché
Vediamo un pochino. Non lo so, perché era una cosa al volo. Se è passato solamente non fa niente, ma comunque lo porterò poi dal vivo perché è un personaggio straordinario. Straordinario. Allora, 4-1-4-1, che poi Raffaele è il 4-3-3. Anche Vincenzo chiede 4-3-3 o 4-2-3-1. Per me vanno alternati. Il 4-3-3 mi è sembrato oggi proprio nelle nostre corde, proprio senza proprio pensarci, si trovavano a memoria, per cui pochi scambi. Però mi serve anche, come si dice, devo capirlo con Osimhen il 4-3 che è diverso. Fa movimenti diversi rispetto a Mertens, quindi magari con Osimhen puoi fare il 4-2-3-1 e con Mertens prima punta fai il 4-3-3, perché no? Sta chi insiste e dice che il Ciuchi è il nuovo Vargas. Non credo proprio, Marat, non credo proprio, stiamo a un altro livello. Stiamo a un altro livello proprio. Faresti giocare Gulam da titolare contro la Roma? Stasera mi è piaciuto veramente molto. Ciao Vale. Aristotele, se ha nelle gambe di solito, quando ti fai una partita tutta buona, la seconda soffri un pochino. Questo per i giocatori che tornano dall'infortunio, è una regola non scritta del calcio. Però non lo so se dopo aver fatto tutti i 90 minuti Gattuso lo rischia a pochi giorni, non ci sarà tanto tempo per recuperare. Bepi va di 4-3-3 tutta la vita. Comunque dobbiamo dirlo, Lozano è veramente forte, Simone, ma anche per i pochi minuti di giocati, andare in gol, tanta roba. E mi piace che vada in gol anche dalla destra, che insisto. PLF, ragazzi, ma ci rendiamo conto che erano più di 2 anni che giocavano 95 minuti. Anche io sono contentissimo. Più sicurezza da Maximovic che Manolas, Marco Stella. Sono d'accordo. Conferenza stampa post partita non l'avevo più seguire live. Angelo, la posso cercare, magari la metto. Se mi bloccano il canale, voi seguitemi. Seguitemi su Instagram e poi ritorno. Vedo se la trovo. Così magari facciamo parlare un pochino Gattuso e commentiamo le sue parole. Eccola. Vediamo di non far partire pubblicità. Vediamo un pochino. Voi nel frattempo lasciate un like perché io mi prendo un rischio e ascoltiamo al volo e commentiamo al volo. Allora, spero che la sentiate. Più di qualche tunnel, mi dispiace. Ieri è morto, ma Diego non morirà mai, perché specialmente in questa città, perché questa città ha avuto la fortuna. Sì, vabbè, la prima domanda su Maradona, ovviamente. È una battuta, perché è un dato di fatto. Perché se fanno un sondaggio, penso... Sondaggio su San Gennaro, dice se fa tra San Gennaro e Diego probabilmente vince Diego a Napoli. Traduzione. Male, la seconda domanda. Poi mi sembra le faccio tutto dal vivo, Petrazzuolo di Napoli. Marino e a te Nicola. È sicuramente un'atmosfera particolare quello che ha accompagnato questa partita. Sì. Siete sentiti anche un campo. Parlare della prestazione dei singoli, qualche cosa. Sì. Di sicuro possiamo parlare di Diego e di quello che vabbè, però come siete banali, ma capite? Significare il campionato. Se è difficile di riuscire a vincere qualche trofeo, ci vuole sempre tanta bravura. Noi speriamo di riuscire, sia io che i miei calciatori, tutti i componenti dello staff, la società, di riuscire a dedicare un qualcosa. Già ieri, quando abbiamo lasciato lo stadio alle 19:10 per andare in albergo,
città si respirava, si vedeva, la gente si fermava, ci applaudiva a noi, ma erano applausi per Diego. Vedi, Gattuso non è banale. Francesco Esposito, ma solo io ho sentito Mertens che poco dopo essere entrato urlava 2 tocchi, anche perché un problema a Napoli può essere proprio la lentezza nella costruzione. Ottimo Francesco, e infatti sì. Il problema nel primo tempo specialmente sono stati 3-4 tocchi prima di smistare il pallone. Era anche complicato, è tutto legato ai movimenti senza palla, perché se sono tutti dietro la linea della palla, i trequartisti e gli attaccanti devono fare il movimento, altrimenti i centrocampisti e i difensori non sanno a chi passarla e quindi la devono portare, diventa tutto lento e diventa tutto prevedibile. Mertens ha visto la partita, lo sa, e quindi anche lui ha richiesto i tocchi veloci, assolutamente. Cos'è stato? Per me è stato un giocatore che aveva caratteristiche totalmente delle mie ed è sempre stato un qualcosa di straordinario. Non ho sempre detto che è stato il giocatore più forte al mondo, faceva delle robe, se lo vai a analizzare adesso, aveva una grande, non era solo tecnica, aveva una grande esplosività, sembrava di gomma, faceva delle robe assurde, incredibili. Ho provato ad imitarlo da bambino, ma non avevo le qualità di riuscire a fare. Gattuso comunque è veramente commosso, si vede che è commosso e che la sente la storia. Gabriele Grimaldi, grande Valerio, non sto più partecipando a Andre Live per questioni di salute, ma sempre ti lascerò il mio supporto. Grazie Gabriel, e spero che tu possa stare benissimo, non bene, benissimo al più presto. Voglio che i tuoi prossimi messaggi siano sto bene, ok? Grazie sempre. Grazie sempre. Insomma, vabbè, Gattuso sta dicendo Maradona, sì, cioè, lui era la qualità, io invece ero uno scarpone. Che gli ha dato questa dote. Andiamo avanti. Diego, Vabbè, la traduzione, niente da fare, quindi non ha colpito anche... non hanno fatto domande. Le chiacchiere dietro mi facevano i ragazzi. Tanti di loro l'hanno conosciuto, hanno avuto la possibilità straordinaria. La città. Va bene, quindi in conferenza c'è stato poco sulla partita, era anche prevedibile. Su Sky invece un pochino ne ha parlato e quindi l'abbiamo già accennato. Ale Bisco, grande Vale, io ho visto gli avversari in sostanza poco attendibili stasera, bene il 4-3, ma c'è bisogno assoluto di una più vera continuità, un abbraccione. Sì, c'è bisogno di continuità, ovviamente. Gli avversari erano quelli che erano, sicuramente, però il Napoli ha dimostrato che anche con gli avversari scarsi è capace di steccare la partita. Mi prendo i 3 punti, mi prendo i 2 gol fatti, si poteva fare meglio, senza dubbio, e con la Roma bisognava fare molto di più, assolutamente. Ciao Losco. Io non sto tanto bene, ma tu mi rallegri la giornata. Grazie Luca. Mi dispiace anche per te, ma giù è tosta, è tosta, cerchiamo di stare tosti. Io poi non lo so, non voglio chiedere privacy, rispetto alla privacy di tutti. In qualsiasi caso mangiatevi un sacco di arance e pigliate un sacco di vitamina C che non fa male. Sono buone le arance. Antonio guida la Vespa. Non ti illumino il messaggio perché non voglio dare notorietà anche alla signora di cui tu parli. Lo so, l'ho sentito, e stendo un velo pietoso. Il difetto più grande di Insigne è che è poco completo sotto porta, è vero, è verissimo. Però quel lancio che fa per Lozano, ragazzi, quell'assist vale il prezzo del biglietto. Proprio a occhi chiusi, con il contagiri. Mamma mia. Esce Piotr ed entra Lorenzo che sciupa sempre, però insisto, il lancio per Lozano vale il prezzo del biglietto. Vale, Fabian nel 4-3 si esalta di più lo sbaglio, boom, preso Angelo, il supporto via quell'altra piattaforma che sta scritta là sotto, e vediamo se mi hai scritto un messaggio, così lo recupero e lo leggo.
Grazie amico mio. La questione del 4-3 di Fabian, ragazzi, è presto detto. A me sembrava anche una questione di non tanto di modulo, ma di caratteristiche. Angelo ci dice: grazie Vale, sempre più contento di aver trovato persone serie che ne capiscano di calcio su questo canale. PS, prima donazione. Grazie mille, amico mio, apprezzo tantissimo. Grazie. Per quanto riguarda Fabian, ripeto il mio concetto: per me, per un periodo ha giocato anche meglio a 2 più dietro, perché non si deve mettere il pallone sul sinistro per tirare, perché pensa al tiro. Però mano a mano col passare delle partite si è un pochino, secondo me, come si dice, anche depresso a stare lontano. Va nella Spagna, dove gioca libero di testa, più vicino alle punte, e quindi smista assist, gioca tranquillo perché non deve fare il lavoro di copertura. Ed ecco che secondo me c'è stato un pochino di depressione psicologica mentale di Fabian. Nel 4-3 secondo me lui si diverte di più rispetto a dover toccare tantissimi palloni da regista ed essere più lontano alla porta. Questo è. Falco, il mio T9 è andato in palla, rinnovo il saluto, iscrivetevi a questo canale, Sinubra Guaglione, buona live, un abbraccio, forza e salutami New York. Diego, ciao Rita. Vabbè, quindi se l'hai scritto tu, come si dice, la privacy va a farsi fottere, la salutiamo, la grande Rita, Falco 75. Grazie mille. Anche lo stop, Marco Nitsuka, anche lo stop di Lozano, l'azione prima, quella del gol, tanta roba, vero, assolutamente. Simone Russo, questo Lorenzo sempre più magnifico, adesso è imprescindibile. Sì, ma Elmas deve giocare di più, ti risponde Maurizio, sicuramente. Ragazzi, questo è il momento in cui si gioca ogni 3 giorni, non vi preoccupate, giocheranno tutti, devono essere pronti quando vengono chiamati in causa. Assolutamente. Vero è che il Napoli non ha giocato con i titolarissimi, anche se questa definizione non mi piace, però in alcuni momenti si poteva fare di più. Elmas comunque voglio vederlo di più in campo. Aniello Pauciullo, sì, fa impressione vedere in panchina tutti insieme, Mertens, Insigne, Lozano, non c'è Osimhen perché è infortunato, entrare gente così di nome, ovviamente quelli là che hanno cominciato sono un po' le seconde linee, quelli che hanno cominciato, ovviamente. Ma il Black Friday sul Fruto Store, niente, Angelo, non ho fatto nessun Black Friday perché i prezzi sono già al limite. Se faccio un ulteriore sconto, perché ho lasciato ci sono già gli sconti, che non li ho mai tolti. Se faccio un ulteriore sconto e voi vi comprate qualcosa dal fluido.net, dallo store, devo rimetterli di tasca io. Il che lo farei pure, però c'è un pericolo. Non sia mai decidete tutti quanti di comprare un oggetto tutti insieme e io ci rimetto perché mi ho messo lo sconto, praticamente io tutti i soldi delle donazioni li devo spendere per darli a quelli che stampano, e quindi più sconto di così purtroppo non lo posso fare. Qualcosa posso fare nell'altro store, quello là italiano, valeriofluido.oplix, che c'è sempre il link in descrizione. Lì è diverso perché c'è la spedizione è a carico vostro e la decidete voi, mentre sul fluido.net la spedizione è a carico mio e se faccio ulteriore sconto va che ambaro con tutte le panne. Buonanotte ai sognatori. Mattia Amoroso, the best New Yorkers napoletani in the world, Valerio Fluido, grazie amico. Ramani intanto allena la primavera, ci ha rinunciato. Non ho capito, Charles, a cosa ti riferisci. Non lo so, Ramani prima positivo, poi infortunato. Cioè, viceversa, prima infortunato, poi positivo. Non so se è ancora positivo, non ho sentito la notizia della negativizzazione. Quindi non lo so, non penso che sia magari una battuta. Un Napoli molto forte, ma la difesa sta andando molto molto male. Però una grande partita, tu che ne pensi? Francesco Romano, sì, la difesa, vabbè, in generale oggi Koulibaly molto molto male, non mi è piaciuto per niente, sia in fase di impostazione sia in fase di anche in difesa distratto. Maximovic meglio, Gulam ci è piaciuto più in attacco ovviamente, Di Lorenzo un poco meglio rispetto al Milan, ma ancora non all'altezza di quello che ci può far vedere.
Ok, vediamo un pochino. Fabian, ho beccato Angela Torre, se potessimo andare allo stadio certo che varrebbe, lo so, vale il prezzo dell'abbonamento di Sky. Ok, Daniele Tavano, Fabian non lo vorrei vedere più avanzato, non come trequartista ma come esterno. Ah, ecco, quindi Daniele, riproporlo come l'ha proposto anche Ancelotti, che ha fatto bene in quelle zone là, sia a sinistra che a destra, devo dire. Ma era il Napoli della confusione, ognuno faceva quello che voleva. Per me Fabian ha bisogno di stimoli, ricordo che con il Rijeka all'andata non giocò e poi con il Bologna fece una pochissima partita, se gioca troppo secondo me si ammoscia. Sì, Deco, non si deve mai sentire titolare inamovibile. Anche questo è giusto. Si devono alternare, ragazzi, devono alternare tutti. Gattuso penso che lo sa. Gattuso lo sapete, secondo me è innamorato di Fabian, però è bene anche che le cazziate siano arrivate a destinazione. Bepi, Valerio, ho avuto la sensazione che in alcuni momenti della partita KK stesse facendo prove tecniche dettate da Gattuso su lanci e passaggi di gioco. È una cosa nota o l'ho vista solo io? No, l'ho notato. Anche il buttarsi dentro, che ha fatto più volte, secondo me, sono d'accordo che può essere una decisione, una direttiva di Gattuso per creare un po' di superiorità numerica quando tutte le squadre sono chiuse, visto che comunque Gattuso con Maksimovic più bloccato, Koulibaly con un Maksimovic più bloccato può fare e ritornare velocemente. È un rischio. Anche secondo me i lanci sono stati, che siano dettati da Gattuso o meno, e sono state scelte un po' forzate, ma a un certo punto lo devi fare se non c'è la linea di passaggio libera. È stato impreciso più che altro, però qualcuno se lo deve prendere la responsabilità, altrimenti facciamo 0-0. Detto questo, aspetta, mi sono perso il primo messaggio. Spero che i ragazzi sudino nella maglia appartenuti al migliore e al più grande di tutti i tempi fino all'ultimo secondo. Detto questo, para sempre Diego. Grazie Mick. Come giochiamo contro la Roma? Io credo si partirà sempre, non lo so, ti direi che si partirà sempre con il 4-2-3-1, però non ne sono più convinto se non recupera Osimhen. Questo l'avevamo già letto. Vediamo un pochino altri messaggi. Esterno, ma molto esterno, praticamente fuori dal campo. Questo lo diceva anche il mio mister quando giocavo a pallone. Quando c'era qualcuno scarso, adesso lo mettiamo esterno, ma proprio esterno, dietro la panchina. Il grande mister Maggio, scordato nome. Ho giocato solamente 2 anni a calcio a 11 ed ero già troppo grande per imparare niente. Poi ho fatto tante partite di calcetto e di calciotto. Con la Roma torno Spina o ci fa ancora male la schiena? Non lo so, Angelo, non lo so, però era in panchina, quindi se era in panchina credo che tornerà Ospina. Ha giocato bene, non so a chi ti riferisci, Scream. Il problema è che giochiamo meglio con il 4-3, ma abbiamo Osimhen e dobbiamo fare giocare pure Mertens. Sì, però si possono pure alternare, non è che dobbiamo per forza farli giocare insieme. KK è un lapsus freudiano abbastanza appropriato, ho proprio detto KK, e lo so che è proprio così, perché non mi è piaciuto proprio. Bah, io nelle ultime 2 partite KK non lo sto capendo. Ogni tanto piglia delle reinsechiate in attacco che mi sembrano eccessive e poi si addorme troppo spesso. Losco, siamo d'accordo, lo abbiamo proprio parlato. Cosa ne dite del 4-5-2-1? Mi sembra che sono 2 giocatori in più e sarebbe ottimo. No, vabbè. Scream, tu 4-6-1. 4-1, vabbè. Perché non ti calmi invece di scrivere 500 messaggi uno dietro all'altro? Scrivi, rileggi e me ne mandi uno alla volta, così non spammi e scrivi qualche cosa di sensato.
Ciao Gigi Martorelli. Osimhen, dice God 7611. Osimhen mi sa che non giocherà e fra 2 giorni non si allena ancora con il gruppo. Sì, allora sì. Io farei 4-3-3, ma se è lo stesso 4-3-3 visto al Parma è un bel casino, non abbiamo fatto un tiro in porta lì. Sì, però giustissimo la tua memoria. Però dovrebbe anche la Roma essere leggermente in emergenza in difesa e quindi magari, non lo so se si chiudono in difesa, però loro stanno giocando di ripartenza. Secondo me si può partire con il 4-3-3 e poi eventualmente inserire Petagna nel secondo tempo. Però questa volta non ne sono sicuro. Le altre volte, lo sapete, le settimane scorse ero sicurissimo e lo dissi tutta la settimana che il Napoli insisteva con 4-2-3-1 e l'ha fatto. Oggi non sono più sicuro. Sunday Naples win 1-0 against Rome. Mattia, speriamo. Io diciamo che per non saper leggere né scrivere, dove sta? Metto questo, giusto per scaramanzia. Speriamo bene. No, amico mio, sono a New York da una decina d'anni. Sì, Elmas trequartista, sì. Oddio, io credo che Gattuso sia stato contento oggi di Zielinski trequartista, quindi forse la prima idea è quella, e Elmas la prima idea è quella al posto di Insigne. Però per me va provato, Aniello, va provato. Ritorniamo a dare i numeri, ovviamente. 7 in porta, 7 a difesa, 8 a centrocampo, 5 in attacco e 97 a bordo campo. Ice cream, you scream, ice cream. Vale 4-3-2-1 o 4-3 quando non c'è Osimhen, via di Lorenzo e Meret e ce la giochiamo per lo scudetto. Lorenzo, per lo scudetto serve un Ibra, un Ronaldo o un Lukaku, che non abbiamo. Te lo dico proprio onestamente. Ci dobbiamo giocare il terzo, quarto posto e dobbiamo sudare. Il 4-3-2-1 è interessante, non conosco bene i movimenti della difesa del 4-3-2-1, penso possa assomigliare al 4-3-3 con i due invece da trequartista invece che larghi. Si può fare. Vale, che giocatore toglieresti alla Roma domenica? Pedro, Miki o Veretù? Grande domanda, Gennaro è tifoso della Roma. Toglierei Pedro, anche se Mkhitaryan e Veretù sono due straordinari giocatori, però Pedro ti dà quel qualcosa in più della mentalità di chi ha vinto tanto e ha un'esperienza incredibile. Quindi al volo, senza pensarci, ti tolgo Pedro. Allora, notiamo che non siamo capaci di fare una ripartenza. Marat, è difficile se le squadre non hanno il pallino del gioco fare la ripartenza. 5-5-5, ovvio, senza il portiere, così i nostri avversari non capiscono più un ghezzo e in questo casino generale non capiamo un ghezzo pure noi. Ospina regista, perché no? Si mette meno paura di altri, con la palla tra i piedi, lo sappiamo. Sasi Ciccarelli, da quanto tempo che non torna a Napoli e non va allo stadio? Allora, l'ultima partita allo stadio fu un brutto Napoli-Atalanta. Se non mi sbaglio c'era ancora Zuniga, quindi fatevi voi i calcoli. Andai con l'amico Angioletto. E a Napoli ci manco da un paio d'anni, credo ora. Un anno e mezzo, non mi ricordo. È parecchio. Oggi Gattuso ha provato Zielinski trequartista, poi Elmas trequartista, poi ha messo, preso Marco Troiano, ti ho bloccato e sei iscritto con noi e non te ne vai più. A tuo piacere, nel caso, ovviamente, non blocco nessuno. Grazie per esserti iscritto. Poi ha messo Mertens trequartista, quello migliore per me è Zielinski, a gamba e al passo per stare dietro a Osimhen. Al passo anche nell'inseguire i giocatori in fase di non possesso. Mertens solo nel 4-3-3. Io non lo boccio Mertens trequartista, non ancora. Non lo boccio ancora definitivamente. Però da punta penso che sta meglio.
Per lo scudetto ci serve un risolutore oppure la squadra diventa squadra. È una delle due, vabbè. Una delle due. Boom, Scream l'assassino. Ma come? Non eri iscritto? Benvenuto. Benvenuto, Scream l'assassino. È ovvio che dovevi essere iscritto perché ci sei sempre nelle live. Benvenuto. Più che togliere, e qua Beppe risponde a Gennaro, vi diamo Milik se lo fate giocare titolare. Come sei cattivo, Beppe, sei tranciante ultimamente con le tue cose, ma ti capisco. Ti capisco. Vale, leva di Lorenzo e Meret e torni a giocare in 11, guadagnando così i nostri Lukaku, Zlatan. Vabbè, quindi ritorni alla questione del gruppo. Però Di Lorenzo, voglio calma, calma su Di Lorenzo. Ha giocato malissimo contro il Milan, ultimamente non ci sta piacendo. Però io non posso dire per onestà intellettuale che Di Lorenzo è peggio di Yusai. Non lo posso dire. A sinistra deve giocarci Culamo se sta bene e a destra ci deve giocare Di Lorenzo. Posso voler vedere di più mal qui, però Di Lorenzo c'ha fisicità, è il terzino praticamente titolare della nazionale, non impazziamo, o comunque se la gioca. Deve riposare anche lui come tanti altri. Ma non posso dire che Yusai è meglio, semplicemente non lo posso dire. Allora, Meret, cosa ne pensi? Ci chiede Angela. La prima parata non mi ha convinto tanto perché è partito un poco troppo presto e quindi ha dovuto mettere le mani così. Però nell'errore è stato bravo a buttarla verso l'esterno. Poi c'è stato è un errore perché là la devi bloccare. Ma sul susseguente calcio d'angolo, poi sul tiro al volo che l'hanno battuto a bassa, sul tiro al volo ha fatto una grande parata. Daniele Tavano bloccato. Preso. Ragazzi, tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale Telegram perché lo sapete che YouTube non manda le notifiche e quindi io sì. Ovviamente. Vediamo un pochino. Pasquale Davino, ci dispiace per Diego, è stato un grande, pare che lo stadio San Paolo lo intitoleranno a lui, ci si può pensare che Diego non c'è più, non ci si può pensare. E sì, Pasquale Davino ovviamente sarà lo stadio Diego Armando Maradona. Assolutamente sì. Fatemi recuperare nuovi. Vittoria per Diego per lo meritava, esatto Pasquale. Fatemi recuperare qualche messaggio che mi sono perso perché scappano. Luigi, secondo la... Diego deve fare bene cacca e cercare di non morire. Guarda, non voglio... Ussai, ti voglio bene. Ecco. Ti illumino così, ma non voglio dare spazio a sta gente scema, gente merda. Sì, Maria, me l'hanno mandato. Cioè, non me l'hanno mandato, me l'hanno detto e non lo voglio nemmeno vedere. Non lo voglio nemmeno vedere. Vittoria per Diego che se lo meritava, ma mo ci devi acchiappare sempre, esatto, è divertente sta cosa, lo so, vedete che io alcune idee le rubo dagli altri, per esempio il Nightbot l'ho visto sul canale di Asso e quindi l'ho rubata l'idea perché è un'ottima idea, però questa storia qua, vedi, è rubata dai gamers, come per esempio lo sfondo, boom, preso, parata, sono meglio di Meret. Losco ha supportato via PayPal, non voglio dirlo, però lo sapete. E un caffè te lo offro con piacere anche stasera e lo bevo virtualmente insieme a te, celebrando il più grande di tutti. Grande Losco, grazie mille. Grazie mille. La prima parata ho notato anch'io la stessa cosa, ma se vedi il replay gli rimbalza a 10 centimetri. Campo sconnesso e regolare. Per me Meret bravissimo. Bepi, sì. Ripeto, secondo me è partito leggermente troppo presto, però il portiere a volte deve anticipare il tiro perché sennò non ci arriva. E poi è stato bravo ad allungare perché molto spesso Ospina fa quella parata ma la respinge centrale e lì è pericoloso. Invece lui l'ha respinta laterale come un portiere deve fare. Ah, vedi, c'è scritto qua. Bene, grazie, perché qua si chiama, in inglese si chiama tips, che sarebbe la mancia.
Grazie mille, Losco sempre. Mario Pugliese, ciao Valerio, non credi che con un buon calcio spesso nel 4-3 finale i ragazzi abbiano lanciato un segnale importante? Ah, tu dici hanno giocato bene apposta per dimostrare che 4-3 gli piace di più? Non è che loro hanno lanciato il messaggio, perché c'era pure anche poco per farlo apposta. Loro volevano giocare bene e si sono impegnati anche con il 4-2-3-1. Oltretutto erano in riserve, quindi devono dimostrare che giocano bene con tutti i moduli, ovviamente. Però ho letto un messaggio e quindi mi sono distratto. Però il 4-3-3 è nelle loro corde, è decisamente nelle loro corde. Lud, che ne penso della piattaforma Viola? Sapete di cosa si tratta? Non me lo fate dire perché qualcuno mi ha detto che quel nome poi ti crea problemi su YouTube se dici quel nome. Tra un po' anche questa cosa che non ripeto sarà complicata e la banneranno. Ci sto pensando, Lud, è complicato per me seguire tutti sti canali, per me è già complicato Instagram e Facebook, però ci stavo pensando perché ultimamente anche i calciatori stanno cominciando a fare le live su quella piattaforma e quindi se i calciatori cominciano a fare le live, i tifosi anche si muoveranno in massa. Io la cominciai ad usare con il gaming, però ce l'ho il canale, si chiama Valerio Fluido anche là e ci sto pensando, darò serve un po' di tempo, non so come dividermi, però dovrei alternare le due cose. So che su YouTube c'ho già una fan base, dall'altra parte dovrei cominciare da capo, non lo so quanto tempo poi ci vuole per crescere. Vale, you play with FIFA sometimes? Non ho la PlayStation, quindi non gioco. Ogni tanto ci ho provato da cellulare, ma è troppo piccino e da computer non è il massimo. Voglio lasciare il computer libero dai giochi, così posso fare meglio i video. Ma avessi accattato la PlayStation, ma non è proprio il momento. L'unico che non ha scritto una riga per Diego è stato Higuain. Ancora una volta. Achille, non sono andato a vederlo, non sono andato a cercarlo, però mi sarei aspettato una parola. Non ha scritto. Oltretutto mi piace sottolineare e ringraziare tutte le squadre di Serie A, un po' tutte. Mi pare, non voglio dire una fake news, ma mi pare che gli unici che non hanno scritto niente sono stati quelli del Cagliari. Non lo so. La Juventus, per esempio, faccio un applauso alla Juventus per aver postato su Twitter il famoso gol impossibile contro Tacconi, la punizione di Maradona. Per me è un gesto di classe postare quel video là. Il Milan ha fatto un video bellissimo di Maradona che segna i gol al Milan e poi esce con la maglietta di Baresi, bellissimo. Quindi l'Inter ha fatto un bellissimo tweet, la maggior parte delle squadre si è comportato molto molto bene. Prendi un telefono e gioca a PUBG, play PUBG. Magari mi compro la PlayStation 1. Con le vostre donazioni mi compro la PlayStation 1. Non lo so. Attento che se fai le live lì non puoi farle qui. E quindi per le live dovreste decidere. Vedi? Mentre i video potresti... c'ha già pensato. Lud, ci devo pensare bene, perché se le faccio alternate, un po' qua e un po' là, diventa un macello, eh? Non lo so. Non lo so, Angela, se funziona. Angela ha detto, aspetta, fammelo beccare. Quasi quasi mi disiscrivo e poi mi riscrivo perché voglio il cuscino. Ma ci puoi provare, Angela, provaci. Io so che quando ti disiscrivi e ti iscrivi di nuovo non esce, però a volte è riuscito e a volte no, quindi ci puoi provare, tanto lo so che tu non è che ti disiscrivi e poi non compari più, sicuramente ti iscrivi di nuovo. Va bene, Losco, ci penserò seriamente. Ci penserò seriamente. Ferlaino ieri era stasera Italia, dalla Palambella, ricordare Diego. I modulo non c'entra nel finale, i croati erano calati fisicamente, anche questo è vero, oltretutto loro calati fisicamente, noi con tutti i titolarissimi freschi. Bravo, fai bene
fai bene a dirlo e a ricordarlo, perché non c'è da dire. Valerio, C-Legend, ti ricordi? È chiaro che mi ricordo Luigi Piccirillo. A C-Legend, grandissime serate, ho ricordi incredibili a C-Legend, anche ricordi un po' privati che non si dovrebbero che non si dovrebbero divulgare in pubblico, ma pum, Gabriele Grimaldi bloccato, si è abbonato. Ma Gabriele, tu eri già, io lo ricordo benissimo, ti blocco, ma tu eri già abbonato, quindi posso solamente dire bentornato. Grande Gabriele, grandissimo, grandissimo. E stai bene, mi raccomando. Voglio il primo messaggio che mi manchi, mi devi dire sto meglio, sto bene. Quindi sì, Legend, mamma mia, quanti ricordi, quante ubriacate. Lasciamo perdere. Perché poi sta gente che si permette di giudicare Maradona, sì, la droga non sa da fare, è male, ma sta gente non si è mai fumato uno spinello, non si è mai droga, non si è mai ubriacata a merda, a schifo. Vabbè, lasciamo perdere. Valerio, secondo me Meret tra i pali è anche meglio di Ospina, deve migliorare coi piedi, ma secondo me deve avere più coraggio. Il talento ce l'ha. Aniello, ti sottolineo del tuo messaggio soprattutto il coraggio. Soprattutto il coraggio, e Meret può fare di più. Però quello viene anche con la titolarità indiscussa. Cioè, se tu devi sempre fare avanti e indietro, titolare, riserva, alcuni portieri soffrono. Ospina non lo soffre, secondo me, questo. Comunque, Osimhen in un anno e mezzo può essere uno da scudetto ed essere il nostro Zlatan, Lukaku, ovviamente non ho quella loro, ma è giovane. Però devi dimostrarlo. Tu che dici? Vincenzo, dico che può diventare fortissimo, può diventare come Lukaku a livello realizzativo, non diventa leader come Zlatan mai, perché Zlatan cambia tutto. Lukaku è leader non lo so, però si vede che nello spogliatoio ha un grande peso. Osimhen, essendo giovane, non può avere quella leadership. Oddio, alcuni giocatori ce l'hanno innata, però lui ha la freschezza, e la freschezza fa anche tanto. Waxy Legend, che nostalgia. Vabbè, non mi far dire le cose che poi non posso dire. Allora, sì, lo so, Christian, lo so. È lo stesso situazione che sto utilizzando in questo momento con Restream mi permette di fare la dual. Poi ho paura che il mio computer non ce la fa a reggere tutti i messaggi, però vedremo un pochino. Ho paura per domenica sera, anche io, Alfredo, sicuramente. Meret deve avere la fiducia assoluta, bisognerebbe avere il coraggio di metterlo in campo sempre. Esatto, Mario. Buonasera Alessio Marigliano. Forza Napoli, Dios nel cuore, sempre e sempre. Allora, come lo chiama il tuo amico? Di peta merda. Come lo chiama il tuo amico? Che ne dici? Mi sembra abbastanza inconcludente al momento. In fase di finalizzazione, sì, fa un lavorone. Però sì, è ovvio. Io quando si disse il Napoli prende Petagna, io ho detto, ma non può essere l'attaccante su cui il Napoli punta se vuole puntare allo scudetto o a qualcosa di importante. Petagna deve essere una buona riserva, però ci deve essere tanto altro davanti, e davanti c'è Osimhen e Mertens, non ce lo dimentichiamo. Mi sono iscritto di nuovo, era per essere automatico tutti i mesi, ma YouTube non aiuta. Vedi Gabriel, lo so, mi dispiace, ma YouTube sta facendo un casino con parecchi canali, veramente parecchi canali. LP, Rachmani è positivo al coronavirus, dobbiamo ancora aspettare. Lo puoi fare scaldare, sì, però non può stare in banchina, perché finché è positivo, se no rompiamo la bolla. E se rompiamo la bolla al protocollo, a chi lo sente? Va detto che Higuain non usa i social. Ah, ok, vabbè. Potevo pure usare una volta.
Comunque Higuain non usa i social perché è martoriato. Ma il si legge a New York o a Varcaturo? Quello a Varcaturo, amico mio. Quello a Varcaturo. Ciao Fabio, ma io non sono Fabio, stai parlando con Fabio? Te lo saluto, ma io mi chiamo Valerio. Comunque, vabbè, posso chiederti un favore? È nato il piccolo Diego Notarino? È dato dai suoi genitori Katia e Simone in onore di Dios. Me lo saluti? Un abbraccione a Katia e Simone per il piccolo Diego. Che meraviglia! Chiamato Diego, beh, è meraviglioso perché poi c'è stato il boom negli anni 90 di gente chiamata Diego, ovviamente, ma è bene che ci sia anche adesso. Saluto con affetto. Esatto, Bevi, questo dicevamo, che doveva essere una pedina di scambio, però è rimasta e non fa niente. Come terza punta va pure bene. Un fratello... Ah, bella, colpo di classe di Marat. Colpo di classe, non per niente il mio moderatore. Questa è un colpo di biliardo di 2 sponde, bello che non tocca niente. Solo nelle... Oh, frate Higuain, manco usa i social. Non devo aggiungere niente. Non devo aggiungere niente. Va bene, Alfredo, non ti preoccupare. Si imbrogliano in tanti. Non è un nome comune. Che ricordi ha lasciato nel cuore dei tifosi del Napoli? Cavani. Grandissimi ricordi. Cavani era un cecchino implacabile, specialmente per quelli della nuova generazione, dei tifosi più giovani. Cavani è irripetibile. Per noi anche, che abbiamo sofferto tanto quando noi eravamo giovani, avere un attaccante del genere, abbiamo fatto paragoni pesanti. Paragoni con Careca, paragoni con quelli là, con Giordano, insomma... uno di quelli che è arrivato e segnava tutti i giorni. Veramente ci serviva una cosa del genere. Ho fatto la proposta a mia moglie di chiamare un eventuale secondo figlio Diego, mi ha fatto notare che stai un poco esagerando, me la immagino. Però sì, pensa che nella serie che sta su Netflix americano, perché purtroppo su Netflix americano ci sono delle serie diverse rispetto a quello italiano. Su Netflix americano ci sta solamente quella Diego in Messico e si vedono i giocatori di questa squadra messicana e c'è un giocatore che dice che c'ha la moglie incintissima e dice lo chiamiamo Diego e la moglie non è convinta, ma che stai dicendo? Ma guarda, c'ha un bel nome, Diego Maradona, e poi dice il cognome suo e la moglie è un po' perplessa, però Diego ti fa questo effetto, tu se lo conosci per 5 minuti, immediatamente vuoi chiamare tuo figlio Diego. Assolutamente. Lavezzi o Lozano? Io dico Lavezzi perché Lavezzi mi ha dato delle emozioni incredibili. Lozano in potenziale segnerà più gol, senza dubbio, perché vede di più la porta. Lavezzi la porta non la vedeva mai, ma Lavezzi era invisibile ai difensori avversari, lo dovevi buttare a terra e comunque a volte si rialzava. Lavezzi era imprendibile. Allora, perché mi ricordo di averti visto in qualche live di Red. Ah, vabbè, state parlando tra di voi, va benissimo. Sai che c'è? Ci manca un argentino da troppo tempo. Marco, sì, noi con Lavezzi abbiamo pariato, si sono azzardate dei paragoni, ma perché lui era... Non perché si potesse paragonare a Dico, ovviamente, ma perché era funambolico. E il giocatore funambolico a noi ci manca e ci esalta, specialmente allo stadio. Alberto, anche io ho detto a mia moglie, facciamo un altro figlio, lo chiamerete, risposto, ma io ho fatto una... Hai visto il film di Maradona, Alessandro Boccanfuso, cose, anche Lozana. Il film di Maradona dipende da quale. Stavo cercando quello di Kusturica che non l'ho visto e poi ce n'è un altro che si chiama Diego Maradona, ancora non ho visto. Cercherò di recuperare tutto appena lo trovo. Diamo sì 2 anni di tempo al paragone, sì, però al momento devo rispondere, se devo rispondere al momento ammetto Lavezzi.
lo dovevi buttare a terra se lo acchiappavi. Ammetto, Lavezzi. Io l'ho visto mesi fa, Dorados de Sinalò, esatto, mamma mia, lacrime quando Maradona caricava la squadra negli spogliatoi. Gennà, ma poi al di là di è bellissimo vedere le dinamiche di spogliatoio, vedere il portiere che era capitano fare il discorso a volte prima di Maradona, a volte dopo di Maradona, il portiere che alla fine è lui il responsabile, no, di come hanno perso la finale dei playoff. Veramente dovete andarvelo a vedere questo documentario se non l'avete fatto, è emozionantissimo, è una serie, quindi sono tante puntate. Io me lo sono visto tutta la notte, non sono andato a dormire, tanto che era bello, e vedere le dinamiche di spogliatoio, vedere chi è più leader da una parte e dall'altra, e immaginarmi la mia squadra, no? Tu ti sarai immaginato chi è nella Roma che fa tutto questo, se Fonseca ha questo impatto sui giocatori, se Gattuso fa la stessa cosa. Bellissimo, ragazzi, i documentari sul calcio sono la cosa più bella. Lavezio Insigne, ma perché mi devi mettere in difficoltà? Perché mi devi mettere in difficoltà? Inutile dire, sono due giocatori completamente diversi. Se devo fare una all-in di tutti i tempi, insisto, Lavezzi per l'emozione, ma Insigne per gli assist. Però pure Lavezzi ne dava degli assist. Dico Lavezzi. Allora, Fratam, mi fai pubblicità? È uscito il nuovo singolo, Ti vedo ancora su Spotify. Ti voglio bene, Fratam. Starel, l'abbiamo fatta. Ragazzi, se siete curiosi che musica è, facci sapere che musica è, così i ragazzi sanno cosa vanno a sentirsi. Ti vedo ancora su Spotify. Ti faccio uno shout out volentieri, e poi rispondete a questo shout out che ho fatto con un bel mi piace, un bel like, ovviamente, e io vado a fare la pipì. Non andatevene perché torno subito, ma lo sapete che devo fare la pipì ogni tanto, e quindi vi lascio con un pochino di musica, visto che l'amico parlava di musica, della sua musica su Spotify. Io non c'ho niente su Spotify, o meglio, c'ho dei dischi su Spotify, ma non li posso mettere live, altrimenti strike di copyright sulla mia... E beh, è successo, mi è successo avere degli strike di copyright sulla mia stessa musica. Vi lascio con una canzone un pochino diversa che sta sull'altro canale musicale. Facciamo così, divertitevi un attimo, perché sennò non ci capiamo. Qua no, non è questo che voglio lanciare, quindi stoppiamo questo e faccio partire un'altra cosa, che è questa qua. Vediamo se parte. Decide, lasciate i like, vengo del mio corpo. Bill Gates decide la temperatura e io muoio. Decide la temperatura del mio corpo. Bill Gates decide la temperatura e io muoio. Bill Gates decide la temperatura del mio corpo. Bill Gates decide la temperatura e io muoio.
del mio corpo. Bill Gates decide. Voi non potete capire probabilmente che è una roba... È un remix che feci su quella la signora dei comizi arancioni, dove loro dicevano delle cose particolari. Io ho preso le varie frasi di quelle di quei comizi e ho ricreato una probabile narrativa diversa, e quindi Bill Gates decide la temperatura del mio corpo, decide la temperatura e io muoio. Era una roba così. Allora, l'amico non dice, l'amico della canzone dice: non sono né pop né nulla, maledettista. Maledetti, maledetti. Valerio, ma tu dici l'Avezzi anche perché erano anche altri tempi e ci entusiasmavamo più facilmente, e poi quel trio era fantastico. Sì, Losco può essere pure, È stato il primo trio che ci ha proprio esaltato, ma anche lui da solo mi ha esaltato. Amsico Insigne, dico, ma perché mi devi far scegliere tra due giocatori completamente diversi? No, tutti e due, non scelgo. Vale, oggi seguendo il tuo consiglio ho visto il film di Maradona quando allenava la squadra messicana, adesso capisco perché è stato amato in modo viscerale dai compagni di squadra. Achille, esatto, ma ti rendi proprio conto dell'umanità, e si vede in questa serie TV che lui comunque sta male, e anche in alcuni discorsi non si capisce se sta proprio male fisicamente, se ha bevuto un po' troppo, perché noi non è che lo neghiamo, e pensa che lui è consapevole di avere le telecamere addosso. Quindi quello è lui proprio in tutto e per tutto, nella sua umanità, nei suoi difetti e nella sua grandezza, e vedi veramente la persona Maradona quello che è, che non riesce a fingere nemmeno con le telecamere. E avete visto quanto lo attaccavano con quei cori dallo stadio, mamma mia. Gargano o Yusai? Ancora mi fa il paragone tra un centrocampista e un terzino, che c'ha zecca. Però dico Gargano perché Gargano è stato il primo lottatore vero. Quando arrivarono Lavezzi, Hamsik e Gargano, tutti quanti parlavano di Hamsik e Lavezzi, e io dissi: ma Gargano fa tanto lavoro là in mezzo, Allora, amico mio, fammi vedere subito. Sì, ma nel frattempo mi sono perso, mamma mia, mi sono perso altri supporti. Ti dico subito, amico mio. Allora, Mirella Vella, grazie mille. Vedete? Sì, lo vedete? Fammi vedere. Paolo Conte, che poi sarebbe il grande Losco, che anche lui non mi fa mancare il suo supporto, e fa il bis il grandiosissimo Luigi Della Vecchia. Non riesco a fare per la privacy con il tuo nome, ma si vede. Grazie mille, amici miei, assolutamente sì. E quindi funziona, ok, il messaggio che tu hai scritto con Stream Elements funziona anche da qui, e quindi mentre io ero di là tu l'hai fatto e non l'ho potuta parare, ovviamente. Sì, funziona, e mi arriva la notifica su PayPal via mail comunque, ma se lo vedo che non sto a fare pipì e sono così, la dovrei vedere anche qua, e infatti vedi che esce scritto l'ultimo donatore. Primo è quello là di YouTube e sotto quello là dell'altra donazione. Grazie infinitamente. Angela, sì, là cantavo io insieme a quella del comizio. Ho mischiato le due voci per fare i cori insieme alla... Allora, vuoi più bene a mamma o a papà? A tutti e due. Anzi, posso anche permettermi di dire a mamma, perché papà non si offenderebbe. Ovviamente non si può dire. Vale, calcisticamente Higuain o Cavani? Io tutta la vita Higuain, sapeva fare di tutto, era anche regista avanzato. Sì,
Cavani Higuain più completo, però Cavani aveva di più di Higuain l'aiuto alla squadra, che tornava pure fino in difesa, e a un certo punto l'abbiamo visto anche imparare a tirare calci di punizione. Quindi è una lotta durissima calcisticamente, veramente. Ah, sei andato pure tu? Va bene. Cavani o Starace, perché Cavani non lo so se il caffè lo fa così bene. Maximovic o Campagnaro è una bellissima domanda. Campagnaro è un lottatore, però molto più ruvido tecnicamente, Maximovic un po' più evoluto. Maximovic me lo tengo a 2, Campagnaro lo preferivo a 3 in difesa con il 3-4-1-2 o 3-4-2-1 di Mazzarri. Campagnaro pure tanta roba, Campagnaro ha buttato il sangue per la nostra maglia. Cavani gioca a tutto campo, vero. Zapata o Osimhen? Zapata oggi e Osimhen domani, perché Osimhen può diventare in prospettiva alla grande. Rocchio Valeri saranno tutto quanto. Michu o Petagna è una dura lotta. Sicuramente, ragazzi, Michu è l'idolo di Holland. Io non mi spiego questa cosa qua. A noi ha fatto questa apparizione e ce lo ricorderemo per tutta la vita, per avere la palla della qualifica in Champions League, e invece di tirare con tutta la porta dello specchio davanti fece un ulteriore passaggio per un giocatore che era marcato, non mi ricordo neanche chi. Michu. Però è l'idolo di Holland in potenziale il centroavanti più forte al mondo oggi in potenziale, quindi dico Petagna perché noi Michu abbiamo delle buone e delle cattive cose, ma Michu era così. Reina o Meret? Reina. Maximovic è quadrato, quindi si fanno male contro gli spigoli. Vale, do you like chic music? Rock chic music? Oh, rock chic? E quella è, così chiami la musica di Avril Lavigne? Per me Avril Lavigne è il pop, il pop travestito da rock, con le sonorità punk rock, e mi piace tanto. Tagliatela Reina, tagliatela per il cuore, ma Reina sempre, tecnicamente. Britos o Morata? Gabbiadini o Petagna pure bella. Gabbiadini secondo me poteva dare molto di più, un gran sinistro. Da prima punta non mi ha mai convinto. Gabbiadini è troppo ibrido, perché non è proprio prima punta, preferisce partire da lontano, però ci sono giocatori meglio di lui che fanno quel ruolo là. Diciamo è una seconda punta, Petagna è una prima punta. Entrambi atipici. Il sinistro di Gabbiadini però è meglio di quello di Petagna a livello di gol proprio. Notte a tutti, ciao Caffè, ciao Pasquale. Geezer Butler o John Paul Jones? Qua mi fai una ferita, vedi qua? Si è aperta la ferita e sto sanguinando sotto la maglietta. Perché? Perché io ti devo rispondere John Paul Jones per motivi molteplici che mi legano alle Led Zeppelin, e anche come musicista in generale, perché John Paul Jones suonava tutti gli strumenti e li suonava in maniera divina, una conoscenza della musica incredibile. Ma se io prendo il basso e comincio a suonare senza pensare, io sono legatissimo a Geezer Butler, perché distinto mi viene da suonare come lui, mi è sempre venuto da suonare come lui, bello sporco, mi piace di più, cioè sono più vicino a come suona Geezer Butler il rock e il metal rispetto a come suona il rock John Paul Jones. John Paul Jones è inimitabile, Geezer Butler è imitabile, però è unico perché il suono di Geezer Butler è incredibile. Mi hai messo in difficoltà, ma non avevo dubbi, Alberto, non avevo dubbi. Bestemmio se dico che Cavani e Lavezzi dopo Dios hanno incarnato la napoletanità con i suoi pregi e difetti da straniero. Guarda, no, nel senso, se vuoi prendere solamente i difetti della napoletanità, non bestemmi e dici una cosa vera, nel senso che
Cavani, super atleta, quindi diversissimo da Diego, che non faceva vita da atleta, però Cavani, grande atleta, però da uomo, casa e chiesa, Dio, eccetera, eccetera, però comunque ha lasciato la moglie per se mica con mare, notizie che sanno tutti. Lavezzi, meno atleta di Cavani, ogni tanto si prendeva l'ammonizione prima di Natale per farsi le vacanze lunghe. So per certo che si faceva delle grandi serate al Sudterranea con vagonate di birra di Corona, e quindi vita da atleta non proprio. Quindi i difetti della napoletanità con l'estro anche della napoletanità. Lavezzi la genialità, Cavani più per il fatto della comare, diciamo. La musica e il calcio, la musica è la mia prima passione e anche il mio lavoro. Il calcio è la passione, ecco, musica per professione, il calcio per passione, che poi adesso sto facendo solo calcio perché parlo solo di calcio, però non lo pratico, la musica la pratico e non ne parlo, questa è la differenza. Zuniga o Malqui? Zuniga. Bordin o Buso? Buso. Dumbo Buso. Ma tra Bordin e Buso io ti dico Fusi. Fusi ha fuso il Napoli. Questo è un titolo di quando il Torino vinse contro il Napoli e Fusi era andato al Torino e segnò da centrocampo praticamente. Zuniga o Mario Rui? Zuniga. What's your favorite Avril Lavigne song? Is Happy Ending? Happy Ending. C'è una canzone di Avril Lavigne che mi piaceva tantissimo. No, non è Happy Ending. Non è Happy Ending, è un'altra canzone di Avril Lavigne che mi piaceva e se mo la trovo subito ti dico anche qual è. C'era un pezzo che teneva una chitarra tostissima. Non è Skater Boy. Non è Complicated, non è Girlfriend. Mi pare che era... No. The Best Damn Thing, aspetta, mi pare Girlfriend? Te lo dico subito, No? Vabbè, non lo troverò mai. Non la troverò mai. Non la troverò mai. Vabbè, mi pare che Girlfriend, però la dovrei sentire, non la posso sentire ovviamente. Ma Happy Ending era un'altra cosa. No, ma l'Happy Ending, oltretutto mi ricordo pure quello dei Green Day. Vabbè, stiamo uscendo fuori tema. Zalaieto o Zapata, ovviamente. A mia figlia di 8 anni piace Avril Lavigne, quindi lui lo potrà sapere. Ma qui gioco in Europa League? No, perché non è in lista nemmeno. Vediamo un pochino. E il Pampa Sosa o Mertens? Il Pampa Sosa per il cuore, perché è stato l'ultimo anche a indossare la 10, però ovviamente Mertens. Buonanotte Angelo. Non lo faccio pure io. Pecchia o Allan? È bellissimo. Allan. Però ragazzi dovete prendere giocatori più uguali come caratteristiche. Ande Cruz o Ferrari? Ma Andre Cruz tutta la vita. Giuliani o Garella? Tosta, baby. È tosta, però dico Garella. L'unicità, perché adesso tutti parlano dell'uscita alla Neuer, ma la parata alla Garella? Sì. Ti piace LP? Quella che canta Lost on You? Non mi viene in mente, Luigi, non mi viene in mente. Amo il mio lavoro, amico mio, proprio come te, alzarmi la mattina e parlare di calcio. È la cosa più bella quando ami il tuo lavoro e non ti pesa. Non ti pesa. Lavezzi a Roma piangendo ci gridò vi amo. Stai parlando, Mariano, ovviamente della vittoria poi della Coppa Italia, dove lui sapeva che sarebbe stata l'ultima partita della stagione, sarebbe stata l'ultima stagione sua,
e ovviamente la vittoria per lui significava tanto, andarsene con una vittoria di un trofeo. Fu un momento molto molto emozionante. Tapeto Insigne sempre Insigne, Careco Maradona non dire stupidaggini, Rocco Elmas. Secondo me a questo Napoli manca un giocatore in grado di ribaltare da solo una partita. Per te? Sì, ne abbiamo parlato, manca il leader incredibile, manca il fuoriclassissimo. Noi abbiamo sempre detto che l'unico fuoriclasse era Koulibaly, ma anche lui sta dimostrando tanta discontinuità, quindi manca il fuoriclasse. E il fuoriclasse è sempre meglio averlo in attacco, perché in attacco ti risolve le partite da solo, noi non ce l'abbiamo. Ogni tanto lo fa Mertens, ogni tanto lo può fare anche Insigne, ma non hanno continuità. Cavani o Careca? Cavani è straordinario, però Careca ha significato vittorie importanti insieme a Maradona. Careca era incredibile, ragazzi. Cosa ne pensi di Ciro Ferrara come uomo? È un marchettaro. Allora, al di là del fatto che sia andato poi alla Juve, che si sia dimostrato più juventino che napoletano, questo sono fatti suoi. Ma uno che, quando fa gli auguri a Maradona per i 60 anni, invece di fare gli auguri a Maradona e di raccontare un aneddoto, lui fa la marchetta: ho scritto il libro, Diego, ti dedico il libro perché così tutti quanti compratevi il libro che parlo degli aneddoti di Maradona. È un marchettaro, è stato squallido. Quagliarella o Mertens per quello che ha fatto, però Quagliarella non ha avuto manco il tempo di farlo, Il gol di Lavezzi contro il Cagliari, che meraviglia, che gusto. Una roba bellissima. Ragazzi, avete lasciato i like? A quanto stiamo? Miliko Calaiò. Calaiò. Senza dubbio Calaiò. Milik è più forte. Milik non so se ha fatto più gol. Calaiò comunque ha fatto tantissimi gol con Napoli. Però per come hanno chiuso, Milik ha chiuso male. Dei tre davanti della Roma, pensi vi purgherà domenica? Chi dei tre davanti della Roma pensi vi purgherà domenica? Francesco, Albero Carbone, Arostà. Boom. Non prendiamola così. Io non voglio il pronostico a favore del Napoli, ma non voglio nemmeno che dobbiamo dire chi ci deve purgare già. Che cazzo, no. Rispetto per tutti, paura di nessuno, come dice Asso. 164, arriviamo a 200? Non pensa, perché se arriviamo a 200 io poi prendo il basso e suono per voi e faccio entrare anche Marat in moderatore dal vivo, così lo conoscete. Giovanni, non ti preoccupare, lo sapevo, questa comunque era una notturna, c'erano molte cose in TV, anche speciali, ovviamente. Lavezzi fece un gol incredibile contro il Milan da terra, me lo ricordo, Losco, incredibile, cadendo col portiere in uscita, non c'era spazio per fare quel pallonetto, quel gol veramente alla Diego, si può dire. Callecono, Careca, sempre Careca, non scherziamo. Osimhen o Higuain, ovviamente Higuain per quello che ha fatto, ma Osimhen magari può dimostrare. Calaiò, ma tutta la vita d'oltre. Gulam, come l'hai visto? 97 Mare Chiaro, benvenuto, non ti ho visto prima. Al momento secondo me non è tanto più scarso di Mario Rui. Gulam se lo mette in tasca a Mario Rui, anche a mezzo servizio. Dobbiamo solo sperare che Gulam possa reggere 90 minuti altre partite. Magari, io l'ho visto molto molto bene. Secondo te chi è il più pericoloso della Roma? Bloccato qua. Facu si è iscritto al canale e non se ne andrà più. Si iscriverà anche al canale Telegram e sarà uno dei nostri seguaci più accaniti. Grazie Facu. Più pericoloso della Roma, io ho tanta paura se ritorna, ovviamente Edin Dzeko, perché ci segna sempre quando vede il Napoli, fa il pazzo, ma sono tutti molto forti in attacco. Quindi tu eri d'accordo con lo striscione Ferrara-Verme? Vabbè, so parole un po' forti. Se lo striscione nasce dal fatto che lui dal Napoli va alla Juve,
No, perché sono fatti sui, la carriera su, eccetera, eccetera. Se lo striscione invece va più nello specifico per alcune dichiarazioni che ha fatto, per l'atteggiamento, ci sta, libertà di pensiero ovviamente. Io ti ho detto il perché, lo vedo un marchettaro, perché sfruttare l'immagine di Diego ai suoi 60 anni per vendere il libro, sei un marchettaro. Poi dopo, nello specifico, non lo so, se fa finta di essere tifoso del Napoli, se veramente lo è. Comunque lui col Napoli ha vinto, a Diego l'ha conosciuto, ci ha giocato insieme. Ma senti, parliamo di Diego, il gol con il Napoli che preferisci? Allora, Guagliù, io a questo punto vi lancio agli amici bellini che stanno sul gruppo Telegram, perché sono gli amici che supportano il canale con l'abbonamento di secondo livello o con tutte le donazioni. Ovviamente tutti quelli che donano in continuazione, voi dovete anche contattarmi in privato, perché io vi faccio poi entrare nel gruppo Telegram segreto. Tutti quelli che donano e supportano meritano un qualcosa in più, ovviamente. Quelli che donano costantemente, e vi devo dare anche la soddisfazione di potermi parlare in privato. Adesso lancio agli amici bellini che stanno ancora svegli il link per entrare. Entriamo magari 2 alla volta, e così anche voi magari potete dire una vostra idea, un vostro aneddoto su Maradona. Vedete un pochino, facciamo 2 alla volta così non creiamo casini. Fabio non lo vedo. Martin, beccato. Sei tu, Renato, amore mio. Grazie mille, grazie mille. Renato pure non molla mai. Renato è il tifoso del Verona più napoletano che abbia mai conosciuto. E ovviamente lo sai che te lo dico come complimento, ma lui lo sa, perché oltre a essere simpatizzante del Napoli, da tifoso del Verona, grande supporter del canale, lui posta i video di Totò, cioè non scherziamo. Lui è l'esempio di quanto sia sbagliato fare pregiudizio, perché il pregiudizio sui napoletani, ma anche il pregiudizio su quelli del nord, che sono tutti scorretti e ci odiano. Non è vero. Renato è l'esempio, il fulgido esempio che è sbagliato fare pregiudizio, a prescindere. Il gol del Napoli, il gol di Maradona che preferisco, per rispondere nel frattempo ad Alberto, è quello contro il Verona, quando lui stoppa il pallone in una maniera da centrocampo, alza la testa, vede dove sta il portiere e lo mette nell'angolo, il pallonetto da centrocampo di esterno sinistro nell'angolo che il portiere sta ancora cercando. Quello è, vabbè, non lo so, ce ne sono tantissimi, però quello là secondo me è il mio preferito. Grazie Renato, grazie mille. Oh mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, Bozza Luca, perché comunque condomini, ho visto Maradona. Uè, mamma, innamorato so. Albiolo Ferrara, Albiolo, senza dubbio. E faccio entrare senza indugio l'ottimo Alberto. Scusa, buonasera. Il mio è quello là, la punizione famosa. Un attimo, io ti sento benissimo, voglio la conferma dai subscriber che ti sentono bene, quindi aspettiamo questi 10 secondi dove i subscriber ci dicono lo sentiamo bene. Perché sai, improvvisata, già sai, e voglio che ti sentano bene. Certo. Dicono Ferrara tutta la vita, ma ho adorato Albiolo. Lasciamo perdere. Allora, ragazzi, fatemi sapere che lo sentite bene. C'è Renato che ti saluta. Ciao Renato. Renato, anche tu, se ci sei. Entra, vero. Mi fa piacere, perché ho lanciato il link nel gruppo Telegram. Sarebbe una prima per te. Ok, si sente benissimo. Vai Alberto. La punizione contro la Juventus. La famosa punizione che batte, che va contro tutte le leggi della fisica. Sì. Quello sarà il mio preferito col Napoli, veramente. Anzi, oggi l'ho postato anche su Facebook. C'è un'amica juventina, però è una ragazza corretta, insomma, non capisce un cazzo di calcio, però va bene, lasciamo.
Sì, è comunque una ragazza e ha postato una foto di Maradona con la maglietta dell'Argentina, ha scritto vogliamo ricordarti così. E invece ho postato la foto, quella là, proprio una foto della punizione, e noi preferiamo ricordarlo così. Quest'altro modo. Fatemi salutare il mio batterista Tony Eboli, che dice: tuo nipote ti sta guardando. Tuo nipote intende ovviamente il suo meraviglioso bambino nato da poco, che è ad honorem mio nipote, il piccolo Mason Eboli. Quindi tu, Mason, lascia un like. È straordinario, un bambino bellissimo. Amore, mi vedi? Mi senti? Tutto a posto? Bambino, il primo Eboli americano a cui noi parliamo esclusivamente in napoletano e in italiano, perché si deve imparare su. È importante. Oltretutto lui imparerà anche il russo, visto la moglie di Antonio. Quindi immagina un bambino che nasce in America, quindi l'inglese lo imparerà di default, perché appena vede un po' di televisione, un po' a scuola. Noi gli parliamo in napoletano e in italiano e sono 2 lingue. La moglie in russo e sono 3, più l'inglese sono 4. Cioè sto bambino a 10 anni, perché fortunatamente da piccoli non si confondono, avrà una marcia in più. Pensa Valerio, è la stessa cosa di mio figlio. Mio figlio, nato in Germania, perfetto. parlerà il tedesco logicamente automatico. Io gli parlo in italiano, solamente in italiano. Mia moglie gli parla in georgiano. Vedi, anche tu, meraviglia proprio, l'esempio non poteva essere più calzato. L'inglese lo imparerà a scuola, perché qui lo imparano l'inglese, no? Quindi uno in più. Come l'abbiamo fatto noi a scuola. Quindi praticamente arriverà a 10 anni che parlerà 4-5 lingue senza problemi. Che culo. Applausi E che per culo, vero? Come lo invidio. E pensa che io dico sempre questo: tu, male che va tutto, può sempre insegnare lingue, può sempre fare l'interprete. Veramente bello. Allora, vediamo. Mi manca Baby. Dove sta Baby? Infatti, io ho detto 2 alla volta, ma chi primo fa, meglio, poi facciamo un pochino anche di turnazione. Secondo basta che lo scrivono, io poi stacco. Ma a parte non ci sta nessuno in linea su E allora forse o non sono Telegram. E questo ho detto, vabbè, mo vado io, poi dopo se si riempie, stacco. Vabbè, si sta facendo pure tardi. Secondo te, dopo ciò che è successo a Diego, la squadra si sente più un peso, o meglio, con la responsabilità molto maggiore? A parer i giocatori di questi anni si sono scordati del vero Napoli. Non lo so, Andrea, ti faccio rispondere anche dall'ottimo Bepi Fox. Eccolo là. Ciao. Ti sentiamo bene? Meno male, avevo Tutto a paura. posto. Bepi, secondo te la morte di Maradona può influire cioè si impegnano un po' di più o no? Dipende quanto tengono alla nostra maglia. E quello è l'unico problema, perché ultimamente abbiamo visto un poco di maretta. Vero. Quindi. Nel frattempo, comunicazioni di servizio, c'è Marat che ovviamente parla e scrive russo, che saluta Antonio in russo e non possiamo mai sapere. Io saluto Mila, how are you, la ragazza, e chiedo a Mila, ovviamente Antonio dice a Mila di tradurre. Vabbè, qua sta diventando veramente una cosa, è come una sorta, qua è pure il Thanksgiving, che io ho deciso di passarlo ovviamente con voi amici bellini, e loro pure stavano in famiglia, quindi ci fa piacere questa cosa qua. Non so che si stanno dicendo in russo, non lo possiamo mai sapere. Vediamo un po'. Mia moglie parla russo, se vuoi, Tua moglie da georgiano parla pure russo, quindi figuriamoci. Ma no, che e io anche mia moglie sta parlando russo in questo momento. Bellissimo. Sandulette sotto il coperto sta parlando in un russo spettacolare. Ecco, il russo quello là fastidioso. Gennaro, Vale, mi ricordi la canzone "È Maradona o campione e sta grande città, tutta Napoli, ma non soffre più, Maradona scudetto ce lo può dare". Basta, non riesco a leggere, Gennaro, il tuo napoletano è un po' mozzicato, ma giustamente ricordo che Gennaro tra l'altro vive in Messico, tifoso della Roma, ha fatto uno sforzo incredibile, però io non riesco a leggere questo napoletano qua, quindi vado in difficoltà. Comunque la parte del
del documentario, ritornando al documentario del Messico, c'è un momento in cui mettono Oi vita, oi vita mia, e Maradona parte a cantare dentro al pullman, e si vede proprio che gli cominciano gli occhi lucidi. Tu, Albe, l'hai visto per caso? Sì, l'ho visto. Ho visto solamente quella parte e si vede che la commozione, ma anche quando dice pensa a Napoli, Napoli è straordinaria. L'amore per Napoli lo si vede sempre, ma sempre quando sono state fatte interviste a Maradona e cose del genere, lui ha sempre avuto una piccola dedica per Napoli, anche un secondo, però ha sempre avuto una piccola dedica per Napoli, c'è sempre stato Napoli. E io penso, a me è venuta pure questa cosa, mentre guardavo Diego in Messico dare tutto se stesso per questa squadretta messicana, per questo popolo messicano, io ero un po' geloso, dicevo ma no, perché lui dava tutto se stesso a tutti, e tu vorresti sempre che lui dicesse no, nemmeno l'Argentina, solo i napoletani. Però anche all'interno di un documentario consapevole di quello che è, a un certo punto c'è stata la dedica a Napoli e ai napoletani, e lì mi ha ripagato di tutto, ha detto va bene, vuol dire che quello che si è creato, il bond che si è creato tra noi e lui è comunque indissolubile, puoi stare da tutte le parti del mondo, comunque tu scordi mai quello che ti ha ammarato è quello che tu hai dato a noi. Vero. Te lo devi vedere, prometti. Sì, te lo prometto in via ufficiale che appena ho un attimo di tempo me lo vedo. Tra te che sei sempre online e la bambina e le varie cose, È tosto, lo so. Fammi vedere altri messaggi. Ciao Valerio, buonasera. Paolo Pavesi, volevo chiedervi, nonostante siete tutti giovani, qual è stato il ricordo più bello che abbiate da giovani per Diego? Puoi chiedere anche ai tuoi splendidi ospiti. Allora, ti faccio cominciare da Bepi. Il ricordo più bello. ma io fondamentalmente avevo 12 anni, ma mi ricordo che la domenica, già a Napoli sappiamo che la domenica è sacra tra i purpetti, insomma, però quando c'era Diego si fermava l'orologio, cioè qualsiasi cosa si doveva fare, c'era Maradona, punto, basta. I caroselli quando c'erano le vittorie, la gente veramente letteralmente impazziva, ma giustamente, ripeto, io ero piccolo, avevo 12-13 anni, giù di lì, però veramente era un riscatto da parte nostra, sentivi proprio quel sapore di essere importante, cosa che purtroppo poi non abbiamo, calcisticamente non abbiamo più vissuto, perciò è rimarrà per sempre il Dio, punto. Assolutamente sì. Alberto, il tuo, vabbè, tu hai dato la punizione, se hai un altro ricordo. No, ma io ricordo, se proprio parliamo, io ti ho parlato del gol preferito perché poi tu li puoi sempre rivedere, insomma. Sì. Però io quello che mi ricordo da bambino, poi col secondo scudetto c'avevo 6 anni, noi abbiamo la stessa età, pure io ho 37 anni. Quindi i ricordi ci sono, ma molti sono vaghi. Però io mi ricordo per esempio questa cosa, che quando giocava il Napoli, e che all'epoca non lo vedevi in televisione, no? Lo sentivi per radio, cose del genere. E la prima domanda che facevo a mio padre era: ha segnato il Napoli, ha fatto gol Maradona? Perché per me segnava solo Maradona. Cioè, il gol era Maradona, punto. No, il papà diceva no, è stata Careca. Ah, vabbè, dimmi quando segna Maradona. Ah, meraviglioso. Queste cose, questo me la ricordo ancora. Io ricordo invece, vabbè, ovviamente i miei amici stretti sanno che la mia memoria io per fare spazio alle canzoni, tu poi ne sai qualcosa, vabbè, cancello qualcosa. Ogni canzone nuova che mi chiedono di imparare, io cancello qualcosa. E le cose che non mi servono, diciamo, nell'immediato. Però ho un ricordo, al di là, non posso ricordare quando mio padre mi portò allo stadio a vedere Napoli-Milan, perché avevo 3 anni, troppo piccolo, però il ricordo dell'azzurro, il colore azzurro degli scudetti, li ricordo fuori al balcone, cioè essere portato fuori al balcone da mia madre quando succede il panico, con questi, e c'erano questi, non so come chiamarli, c'è presente anche quei cosi che si riempiono d'aria fuori a... non so come cazzo chiamarli, c'erano comunque questi cosi pieni d'aria di plastica azzurri su tutti i balconi, e l'azzurro nei miei occhi proprio come impatto e i nastrini da palazzo a palazzo.
Sì, era poi Che ce ne capito, stanno ancora, tra l'altro, alcuni. Ci stanno ancora. il simbolismo anche dell'unione delle cose. Ricordo anche che andavo a casa di mia zia a Quarto, dove noi di solito passavamo i Natali e i Capodanni, e anche lì che io rivedevo sempre Quarto come il posto dei fuochi d'artificio, perché passavo Capodanno là, e anche lì invece non c'era bisogno di Capodanno, fu un macello di bombe, di fumogeni. Il macello me lo ricordo pure io. C'ho questo ricordo di questo macello continuo, di gente che, sai, quei ricordi sfocati, sai, di gente che fa casino per strada. Mi ricordo questo momento di uno che all'improvviso cominciò a tamburellare sopra la macchina. E io così, ma che fai? Le 126 colorate di azzurro. 127 c'aveva mia madre. E vabbè, io parlo addirittura, parliamo Napoli centro, dove insomma la 126 era ancora una macchina, i motorini pitturati all'occorrenza, ma che, guarda, cose veramente, secondo me, me lo auguro, ma non rivedremo più, anche perché comunque i tempi sono cambiati. Certo. Vediamo un pochino che ci dice Renato. Riguardo il gol di Maradona, io ne ho due. Quello contro il mio Hellas, Napoli-Verona 5-0, dalla tre quarti al 50esimo e qualcosa, e la goleada inflitta al Boca per 5-3. Grande Renato, ovviamente in quel caso stato vittima del genio, quella è la vittima del genio, non è colpa di nessuno. Sai quando si dice quel fatto, ma lì il difensore poteva fare, ma che può fare? Quando quello non si gira nemmeno e già sa dove deve mettere il pallone, ciao. Non puoi fare niente. Proprio ciao. Questa pure è bella, Marco. Comunque tra 2 giorni risorge, non vi preoccupate. E ricomincia da capo e torna a Napoli e vinciamo lo scudetto. Amen. L'ho sentita in radio. Allora, vi ricordate il gol di Cavani con il Lecce, con il commento di Alvino, che ricordi? Sì. Era fuori aria, mi pare. Quello sul salvataggio praticamente di Grava sulla linea, e poi il contropiede del Napoli, e Cavani decise vabbè, faccio tutto così perché qua sennò, e tirò da centrocampo e fu l'apoteosi. Mi pare che stavamo pareggiando e avevamo buttato il sangue tutta la partita, e poi all'improvviso il tiro all'ultimo, perché la zona che è diventata la zona Mazzarri, che è la zona Cesarini, la zona Mazzarri, 3-4 partite una dietro l'altra all'ultimo minuto, e chi si sporta? Gli infarti. Veramente. E poi là stava pure succedendo la siringa, quindi doppia emozione, perché il salvataggio di Grava, che la siringa era sempre nell'aria, e poi la vittoria in extremis. Alessandro, ti ricordi il primo gol di Hamsik contro la sua ex squadra Brescia? Assolutamente sì. Fece una serpentina incredibile, segnò di sinistro sul palo lungo, e lì si presentò Hamsik e dissi mamma mia, sto ragazzo, ed era appena 19enne, insomma, non mi ricordo, veramente giovanissimo. Grande Viola, ti lancio il link, visto che ci siamo tra di noi, siamo alla fine della live, insomma, chi c'è, chi non c'è. Ti recupero il link e facciamo entrare anche, così ci può dare anche lui una sua testimonianza. Ma proprio adesso, poiché abbiamo parlato di Hamsik, parliamo tutto il campo di Maradona è il primo. Chi è il secondo? Simbolo di Napoli, secondo te? Chi metteresti dopo Maradona nella classe? Tu pensi Napoli, pensi Maradona. Un altro simbolo di Napoli. Chi metteresti? Allora, come simbolo in questo momento non ti saprei dire, perché veramente c'è da perdere la testa, però avendo più o meno i primi ricordi del Napoli, dell'era di Maradona, io ci metterei Careca e Alemao, perché sono quelli che insieme a Maradona, cioè grazie forse a Maradona, hanno fatto grande il Napoli di quei tempi. Però poi ecco, ci sarebbe da lottare per Cavani, lo stesso Lavezzi. Guardate, vi voglio sbilanciare, la tocco piano. Anche lo stesso Insigne potrebbe essere un simbolo. Poi non lo so, cioè, è un po' complicata come cosa. È difficile, veramente.
È difficile perché lui va oltre, va oltre le possibilità. Trovarne un altro è veramente complicato. Mi piace la triade con Careca e Alemão, perché poi rappresentavano anche il brasiliano, quindi insieme all'altro, e insomma loro erano veramente simbolici. Attenzione, l'ho beccata più piccola, ma l'ho beccata al volo. Falco Valerio su Instagram, sì, adesso leggo subito, l'ho appena visto mentre mandavo il link al viola canadese, adesso leggo subito, Rita. Quindi sì, aggiungo, visto la magica, aggiungiamo Giordano e Carnevale, perché se Careca, insomma, rappresenta un po' il secondo, il primo è rappresentato dalla magica. Allora, voglio fare questa cosa nel frattempo che aspettiamo il buon Viola, il buon Gabe. Rita mi ha scritto una cosa via Instagram che leggo. Caro Valerio, vorrei che leggessi una dedica a te e a voi spettatori come mio nonno adoravano Maradona, mi farebbe molto piacere. È bellissima sta cosa, Rita, la leggo volentieri. Maradona non è il calcio, è il gioco del pallone, quello che si faceva per la strada, con i cappotti arrotolati, con le cartelle e gli zaini che diventavano pali di porte dalle altezze immaginarie, con i due più forti a fare le squadre e tutti gli altri a sperare di non essere scelti per ultimi e finire inevitabilmente portieri. Maradona non è il professionista, è tutti i dilettanti, quei milioni di appassionati che in improbabili campi tutte le volte che hanno fatto una cosa bella hanno preso a correre come ossessi urlando, almeno così dalle nostre parti. E chi sei? Maradona. Maradona non è costruzione artificiale, è il talento innato che la natura regala, quello che ciascuno di noi cerca dappertutto, troppo spesso però non trovandolo mai. È la facilità di chi sa creare e la felicità di chi regala agli altri il proprio talento. Bellissimo. Maradona non è l'esempio perfetto, è Caravaggio, Jimi Hendrix, John Belushi. I dribbling, le punizioni, gli assist, i gol, i quadri, i concerti, i film, l'arte purissima di uomini diversamente complicati. E tutti noi senza arte, consapevoli o no, equilibrati o no. Maradona non è morto ieri. È vivo per sempre dentro il campo con la maglia addosso e il pallone tra i piedi, sulla testa, tutt'uno con lui, in quelle immagini che questo tempo tecnologico rende, per nostra fortuna, immortali. Maradona è quel bambino che vive dentro di noi per sempre. Allora, Rita, io non ho parole, sono parole bellissime e voglio sottolineare un passaggio in particolare. C'è Bepi che sta applaudendo, ovviamente, mi rimetto così. Straordinario. E voglio sottolineare un passaggio che ho sottolineato già, guarda a volte la connessione, no? Di chi pensa allo stesso modo. Nel video che ho postato oggi, prima della reaction, ho fatto il ciao Diego, le 10 frasi più iconiche, e ho proprio citato Caravaggio. Caravaggio in quanto artista, lo ha detto anche Sgarbi, poi l'ho sentito dopo, però a noi ci è venuta a parecchi anche questo paragone con l'artista maledettissimo. Caravaggio fu poi implicato per omicidio, lui aveva dei problemi anche con la legge, faceva risse perché era un personaggio particolare, ma tu a Caravaggio che gli vuoi dire quando è Caravaggio? Allora, solo pochi che hanno la sensibilità di capire che certi artisti, certe persone oltre la regola, per essere così Hendrix, John Belushi, per essere così geniali e così qualche cosa di problematica di cervello ce l'hanno, perché non puoi mai essere così geniale ed essere normale, tranquillo, sai? Non fumo neanche le sigarette, però no, non funziona così. Devi essere maledetto se vuoi essere geniale, ed è la maledizione dei geni che hanno cambiato il mondo. E quindi mi piace tantissimo che hai sottolineato Jimi Hendrix, che ha avuto problemi, che è morto di cocktail, di alcol e di droga. Hai sottolineato John Belushi, che stava sempre ubriaco. Quindi i dribbling, le punizioni, i film. Mi fermo e faccio entrare l'ottimo Gabe. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Valerio, ti ringrazio. Grazie a te, amico mio. Ci tengo molto perché, anche se non sono tifoso napoletano,
quella di ieri è stata una giornataccia per via della morte del più grande. Sì, assolutamente, ti ringrazio, io ho visto il tuo video, bellissimo, Ringrazio. molto sentito, ovviamente, consiglio a tutti di andarlo a vedere perché a volte, ecco qua, lo diceva il Pidio oggi, a volte il togliere, no? In America, tu sai, si dice less is more. Sì. Il togliere alle volte quanto è più importante di mettere sopra, e tu hai tolto. Invece di dover parlare del calcio, invece di dire cose anche banali che molti tu hai detto io non voglio parlare di niente per rispetto e mi fermo anche con i video perché in questo momento il rispetto nel ricordo è veramente una cosa... Fino a sabato niente, ho detto anche ieri c'è stata la vittoria sofferta della Fiorentina contro l'Udinese in Coppa Italia, che è stata però buona perché Prandelli sembra aver trovato il bandolo della matassa, però non è giusto. Ieri, come ha detto Prandelli, era la giornata di Maradona, non la giornata del calcio. Poi c'è stato qualche giornalista poco educato che ha criticato la scelta di Prandelli. Quel giornalista, secondo me, non è nemmeno degno di essere chiamato giornalista. Sono d'accordissimo e fai uno strappo alla regola solo per noi perché io sono curioso, perché io ho dato la Fiorentina come possibile outsider se cambiava Iachini. Me lo dici solo a me, senza che nessuno ci ascolta, un pochino come ha giocato la Fiorentina? Allora, rispetto al Benevento c'è stato un miglioramento, ancora non è possibile vedere la piena mano di Prandelli, perché comunque sia ha avuto in mano la squadra per un paio di settimane e non ha avuto i nazionali fino a un giorno o due prima della partita col Benevento. Però ieri ha cambiato modulo, ha messo un trequartista, ha messo Borca Valero trequartista stranamente e ha funzionato un po' meglio. Niente di eccezionale. Chi c'era a punta centrale? Vlahovic, c'era due punte, 4-3-1-2 con Vlahovic e Quamè, che hanno giocato male tutte e due. Poi nei tempi supplementari ha messo Cutrone e ha messo un ragazzino del 2000, lo spagnolissimo Tofol Montiel, ha segnato al 112esimo. Yes. Tra l'altro io Vlahovic è un giocatore che secondo me c'ha una potenzialità incredibile. Deve andare in prestito perché da noi purtroppo c'è una pressione che io non vedo, però lui la sente, appunto, che forse è meglio lui vada in prestito un anno o due e appunto ritornare quando è formato, come abbiamo fatto con Sottil che è andato a Cagliari, sta giocando bene, sta giocando con costanza, appunto. Esatto, quella probabilmente è la chiave. Fatemi leggere un pochino. Roberto Mantomani: Valerio, vorrei farti i miei più sentiti complimenti per come ti esponi, per come comunichi e con l'educazione con cui interagisci con i tuoi iscritti. Sei orgoglioso di essere napoletano in America? Assolutamente sì, grazie Roberto, assolutamente orgogliosissimo. E un saluto da Milano, grazie mille. Ovviamente sono volati i complimenti per Falco, per Rita, le parole che mi ha scritto e che ci ha fatto leggere. Siamo stati fortunati a viverci tanti campioni in tutti i mestieri del mondo, non si possono che onorare, ovviamente. Senti, Gabe, ma ci sono state parole di Battistuta, per dire, mi viene un nome? Lo sai che mi sono, dopo ieri ho un pochino staccato un po', non perché vedevo troppo, cioè a volte è meglio il silenzio se si deve dire qualcosa a caso, sinceramente. Se mi viene in mente Cruciani, mi viene in mente Bargigio, me ne vengono in mente altri di altri giornali o diciamo chiamarli tali, ecco, se si possono chiamare tali. Quindi a un certo punto, dopo aver visto un sacco di, posso dire una parolaccia? Sì. Un sacco di stronzate a giro per il web, ho detto lasciamo perdere perché non ne vale la pena. Quindi non lo so se ha detto qualcosa, spero. So che il capitano Pezzella della Fiorentina e Lucas Martinez Quarta hanno fatto il loro post perché li seguo su Instagram. Era post molto toccante, infatti ieri Pezzella è stato anche cambiato perché si vedeva purtroppo non c'era con la testa a un certo punto, non ha fatto niente di sbagliato, era soltanto molto molto provato a livello mentale, secondo me. Chiedo a Bepi, secondo te, secondo me era probabilmente un turnover dovuto al turnover vero e proprio, perché poi c'è la Roma, insomma questa era la squadra un po' più scarsa di questo ciclo, ma secondo te è stato giusto anche non far partire quelli che lo sentono di più questa perdita?
Vale, come al solito dipende da come guardi le cose, perché magari un Insigne poteva essere più motivato. Infatti, secondo me, quei 2 gol che si è stranamente mangiato, lui li voleva assolutamente fare. Cioè, vabbè, avrebbe dato Avrebbe preso la maglia numero 10, avrebbe fatto il teatrino, come è giusto che, insomma, però vedi, la cosa che mi fa rabbia, allora perché non lo fai tutti i giorni? O meglio tutte le partite? Ci vogliono gli schiaffoni. Adesso c'hai pure la scusa. La maglia numero 10 Maradona di quest'anno, portatevela in panchina tutto l'anno. Così prima o poi chi fa il gol e lo sente riesce a prendere la maglia e fare il suo giro. Però comunque sì, secondo me un po' di turnover andava fatto. Per esempio c'è una persona che farei fare turnover tutte le partite. E già, chi è? Quello è Mr. Fabian, il 3. Bravo. Uccidete Fabian. Uccidete Fabian. Ragazzi, non vi piace proprio Fabian? Ma neanche un po'. Gabe, ci sono 3 cose che sono più utili di Fabian. Quell'affare che si gioca a quello sport, esatto, bravo. Però ci sta anche quell'affare che si gioca a quello sport canadese, come si chiama? Il curling. Bravo. Quello sicuramente è più utile di Fabio. È tanto interessante, certo non attira, però è interessante come sport se ci giochi. Ci ho giocato 3 o 4 volte. No? È ganzo per conoscere le persone quando c'è meno 20 fuori e non hai voglia di far nulla perché è meno 20 fuori, appunto. Esatto. Ma però a me piace sinceramente, l'ho seguito qualche volta in TV e deve essere abbastanza un po' una versione, diciamo, artica delle bocce. Sì. È un altro sport dove andarci vicino conta, ecco, non solo si può dire andarci vicino come nel curling, capito? Sì. Bellissimo. Ragazzi, giro di opinioni. Valerio, volevo chiedervi se per voi è giusto il passaggio del nome da San Paolo a Diego Armando Maradona. Posso sapere la vostra opinione? Io dico sì, subito. Faccio il giro. Non c'è neanche bisogno di chiederlo, assolutamente. Siamo in ritardo. Sì. Io ragazzi non lo so, perché non so se San Paolo è dedicato a un patrono o a qualche cos'altro, diciamo una figura importante per Napoli, quindi io non mi esprimo su questo perché non vorrei appunto diciamo mostrare disrispetto, comunque diciamo è ottimo, Gabe. Quindi non conosco la storia dietro il nome San Paolo, quindi preferisco non esprimermi. Anche io, se si riferisce a San Paolo sulla via di Damasco, non so se qualcuno nei commenti sa nello specifico perché è stato il patrono di Napoli dovrebbe essere San Gennaro, se non erro. San Gennaro, ok. Quindi l'unica cosa che mi fa venire il dubbio è che in effetti comunque lo stadio San Paolo è lo stadio che ha ospitato le gesta di Maradona. Cambiare il nome completamente non lo so. Cioè, allora, sicuro, per l'amor di Dio, non dico che sarei contro, anzi sono stati uno dei primi probabilmente a dire che bisogna cambiare il nome dello stadio, però io farei lo stadio San Paolo Maradona, o comunque qualcosa del genere, perché comunque è il tempio. È il tempio di Maradona, capito? No, magari fare uno stadio nuovo e chiamarlo Diego Armando Maradona. Ma lo stadio nuovo non fanno fare. Noi a Firenze, per esempio, abbiamo dedicato il centro sportivo a Astori, appunto. Ora, ovviamente la figura di Astori per noi è cara perché è il capitano, ma nulla a che vedere con Maradona per voi, perché è stato più anni, ha rappresentato un popolo intero. Però, diciamo, noi per Astori gli abbiamo dedicato il centro sportivo, quello attuale, anche quello nuovo, il Viola Park verrà comunque dedicato ad Astori, credo. Allora, mentre Ernesto Mercuri ci dice Battistuta ha messo una foto di Maradona sul suo profilo Instagram e ha scritto eternamente grazie, piangendo per te, accompagna i suoi familiari e riposi in pace, caro Diego. Ecco, devo iniziare a seguire Battistuta su Instagram perché seguo troppe poche persone. Ecco. Comincerò anche io. Ivan Paciotti ci dice anche San Siro si chiama Giuseppe Meazza in ricordo, e in effetti sì, molti continuano a chiamarlo San Siro, viene spontaneo, anche a me continuerà a venire spontaneo dire San Paolo, come mi viene sempre spontaneo dire andiamo a San Siro, luci a San Siro. San Siro è il quartiere, però il quartiere lo stadio è nel quartiere di San Siro, non vorrei magari lo stadio San Paolo, avete un quartiere che si chiama San Paolo a Napoli, io non lo so, sono stato una volta a Napoli, mi è piaciuta tanto, però non conosco bene la storia, appunto. Abbiamo in zona stadio, abbiamo il parco San Paolo, quindi diciamo la zona sì. Forse, però ecco.
in effetti sarà una situazione simile, perché tutti chiamavano San Siro anche lo stadio e in realtà si chiama il Meazza, dicono il Meazza di San Siro per la zona, e quindi a noi si dovrà dire al Maradona di Fuorigrotta. Credo che così sia. Ti hanno scritto perché in un commento si chiama San Paolo, Losco ti ha scritto, Se lo riesco a recuperare. Allora, eccolo qua. Grazie. Denominato nel 1963 per celebrare la tradizione secondo la quale Paolo di Tarso avrebbe raggiunto l'Italia attraccando nella zona dell'attuale Fuorigrotta. Interessante. Può attraccare a Fuorigrotta, in effetti. Fuorigrotta non è sul mare, a Bagnoli è sul mare. O Bagnoli o Mergellina, insomma, e poi si deve passare alla grotta, quindi da Piedigrotta. Vabbè. Ivan ci scrive Rione San Paolo a Napoli, non lo so. Rione San Paolo non ce l'ho più. Vedi, io poi certe cose me le scordo e ho i miei amici bellini che mi aiutano. Ed è giusto così. Però, ecco, se tutto il popolo di Napoli... Non me lo ricordo a Napoli, sincero, Io so il Rione Logetta, il Rione Salitrano. Il Rione Traiano, sì. Rione Traiano che sta là vicino, esattamente. Io ricordo il Parco San Paolo dove... Pure io, l'ospedale San Paolo, ma... Comunque, ecco, se sta bene a tutto il popolo napoletano, non vedo perché no, potrebbe essere anche lo stadio Maradona ex San Paolo, comunque per ricordare tutti e due i nomi a livello storico, ecco, non lo so. Assolutamente. Quello che sicuramente io farei è una statua di Maradona davanti allo stadio. Vero. Ma sicuramente qualche cosa succederà. Bepi? Vabbè, niente, comunque fonte Wikipedia, che non so quanto può essere attendibile, nato come Stadio del Sole e noto anche come Fuorigrotta per via della località in cui è ubicato, però non parla il perché, cioè almeno fino adesso non sono riuscito a capire perché chiamato San Paolo. Però comunque è nato come Stadio del Sole. Luigi, la tocca piano, forse per me cambierei proprio il nome della città da Napoli a Maradona City. Esageriamo, ovviamente, ma tutto è possibile quando si parla di Diego. Tra l'altro, io ragazzi ve lo dico, ve lo porto così come... Per esempio, ho un grande amico argentino che è tifoso della Fiorentina, mio amico Marcos, che è creatore del club ACF La Plata, lui è di La Plata ed è un giornalista e faremo un video sulla carriera di Maradona, se ti va di partecipare anche a te, Valerio, volentieri. Perché lui è un giornalista di appunto argentino e quindi conosce bene Maradona. Lui è ovvio. Quindi... Sì, assolutamente sì. Valerio, non era meglio il nome del campo Diego Armando San... Vabbè, non diciamo poi San Maradona, perché poi ci facciamo ridere a pes. I santi li lasciamo dove stanno. È dedicato all'uomo Diego, che poi noi lo chiamiamo Dio per affetto e per quello che ha fatto nel calcio. È un altro paio di mani. San Maradona va a finire che poi i religiosi, giustamente, e dico giustamente, io che non ci tengo, i religiosi si possono pigliare collera, ed è giusto così. Avevo letto un'altra domanda che mi è sfuggita, ovviamente. Fabio, l'ho recuperato. Da quanto tempo sei lontano da Napoli? Se mi posso permettere, rientri spesso? Rientro di solito ogni anno e mezzo, 2. Ultimamente, vabbè, io sto lontano da una decina d'anni, ogni tanto rientro, in questo momento è parecchio perché salvo Covid. Se vanno a fare serate che sabotaggio e poi se ne torna. Bravo, ogni volta che rientro, Alberto lo sa, mi faccio una mia seratina col tributo Black Sabbath, classica, una reunion che faccio ogni anno, ogni volta. Ma in questo momento, non essendoci lavoro qua, Covid e compagnia bella, se rientro va a finire che non mi fanno nemmeno rientrare e poi devo rientrare a casa di Gabe di nascosto dal Canada. Io so, questo problema non ce l'ho perché in Canada la residenza permanente si prende un po' più facile negli Stati Uniti, quindi posso rientrare e uscire quando voglio, però... Io la finirò. Che ti credi? Se qua le cose non cambiano... perché stanno diventando veramente assurdi con i requisiti. Io ho un visto lavorativo, ma dopo 3 anni dovrebbe diventare green card, è un discorso.
Ecco, ma se ho sentito parlare di Black Sabbath, visto anch'io sono un appassionato di hard rock, ma a voi piace più il Black Sabbath classico con Ozzy cantante o con Ronnie James Dio? Lascio subito. Black Sabbath sono con Ozzy. Bravo. Quindi la versione con Ronnie No. James Dio non ti piace, appunto? No, parlavo di Dio, Ronnie James Dio, parlavo di Dio, ma i Black Sabbath sono con Ozzy, cioè non Certo. ce n'è, Certo, non certo. vuoi. D'accordo, io adoro Ronnie James Dio, mi piacciono anche i Black Sabbath con lui, però noi quando abbiamo dovuto scegliere per fare il nostro tributo abbiamo scelto il periodo Ozzy. Certo, giustamente. Dal 68-69 fino al 73-74-75, il periodo di Sabotage. Però sì, tanta roba anche con Ronnie James Dio, un po' più moderni. Perché San Paolo, storia dello stadio del calcio a Napoli, la storia più importante. Ok, Renato, penso che tu hai cominciato il copia e incolla. Ah, già, vi metto in contatto, vedi? Io sto a 150 chilometri a nord di Toronto, nord-ovest. Ti lancio Renato nel tuo canale. Renato, tu ovviamente devi andare a seguire anche per sfizio, perché magari un giorno vi potete prendere un caffè lungo insieme. Esatto, lui è a Toronto e quindi siete più o meno vicini. Sì, siamo a 130-150 km di distanza, è vero. Per le distanze americane e canadesi è poco in realtà, vero Valerio? Sì, noi non parliamo nemmeno più di chilometri e miglia, stiamo a 2 ore, stiamo a 1 ora e mezza. Grande William Mariella, se anche sul mio canale lui è tifoso della Fiorentina, segue Cattolo, lui mi ha scoperto tramite Catto e ora segue anche te, credo. Grande William. Grandioso, no, grande. Veramente. Flavio Ieluzzi. Ciao Valerio, buonasera a tutti. Domani passo a Fuorigrotta, ne approfitto per lasciare un ritratto fatto a Diego. Mamma mia, grande Flavio. Flavio è un bravissimo artista. Sarà un clima surreale lì vicino. Questi sono i momenti in cui ti manca la città. Quando sei all'estero, ne parlavamo oggi, sono veramente i momenti in cui ti manca la città perché vorresti essere lì. E ce ne frega un cazzo del Covid, cose che purtroppo le persone non lo potranno capire. Le critiche sono volate su internet, sui social. Sono liberi di criticare tutto quanto, ma questa è una cosa che non possono capire tutti, purtroppo. Sì, vabbè, poi ovviamente accetto quelle critiche, le accetto anche, però se l'hanno fatto anche in ambito dei comizi, di quando andava Salvini in piazza, perché comunque si sono fatti. Allora non vi lamentate solo del calcio. Visto andiamo in politica, io siccome l'ha fatto un certo Cruciani che si definisce libertariano, siccome anch'io sono un po' un libertariano, i libertariani dalla parola o libertari dovrebbero lasciare, siccome sono libertari, dovrebbero lasciare la vita privata al di fuori di ogni giudizio, perché da libertario appunto te sei libero di vivere la tua vita privata come meglio credi, purché non fai male a nessun altro. Siccome Maradona ha avuto una vita un po' tra virgolette sregolata, ma si è fatto gli affari suoi e non ha rovinato la vita di nessun altro fino a prova contraria, e oggi si celebra un morto e una leggenda del calcio, Cruciani dovrebbe tenere la bocca chiusa e essere un po' più coerente con quello che dice lui essere la sua fede politica. Siamo non d'accordo, d'accordissimo. Grande ragazzi, dimmi, vabbè. No, dicevo, volevo rispondere a Gabe. L'unica cosa che molte persone hanno detto che lui in effetti, e là vorrei correggere la situazione, secondo il mio punto di vista, molte persone hanno detto che lui ha rovinato la vita del figlio del Diego Armando Maradona, che poi è stato riconosciuto dopo. Io però non sono d'accordo, perché in effetti là la vita, se proprio vogliamo dire che gliel'hanno rovinata a quel ragazzo, per me gliel'ha rovinata la madre. Perché questo tentativo continuo di farlo riconoscere, di fargli seguire le impronte del padre, io non so se tu hai mai visto video filmati su questo ragazzo e tu vedi la tristezza negli occhi di questo ragazzo, un ragazzo che praticamente è cresciuto nell'ombra di una leggenda e di una famiglia che si aspettava da lui che seguisse le sue orme e che facesse bene come il padre, che facesse addirittura di più, cioè quasi costretto. Per me non l'ha rovinata la vita, la sua vita non gliel'ha rovinata Diego Armando Maradona, gliel'ha rovinata. Ma è quello che ho detto io.
Vi Quello che ho ricordate detto una io. decina, scusa Gabe, una decina di anni fa andò pure una trasmissione del calcio dove c'era Campioni. bravo, Campioni, però là c'è stato mandato solo per il nome, ovviamente. Sì. Dai, io sono d'accordo con te, Alberto, la vita gliel'ha rovinata più la mamma che non l'evento in sé per sé, perché poi parliamoci chiaramente, all'epoca come anche oggi, quale donna non sogna di sposare il calciatore ricco, famoso e importante? Oddio, non quale donna, che tipo di donna non sogna di farsi la vita facile con un calciatore, perché poi alla fine hanno i soldi, hanno la popolarità, hanno la visibilità, eccetera. All'epoca forse era un pensiero un pochino più forte. Oggi è andato un po' a scemare, però Tuttavia, io non mi permetto di giudicare. Infatti. Io dico, la mia opinione non è un giudizio, perché io oggi ho combattuto con i giudizi, ieri e oggi ho combattuto contro i giudizi delle persone. A un certo punto ho detto basta, stavo. L'ultima battaglia l'ho fatta qualche ora fa con mia zia e era questo il tema. Ho detto basta, dite quello che volete voi, tanto sti cazzi. Aggiungo in chiusura le parole di Diego Junior che insiste e lo deve, sente secondo me anche il dovere di insistere per far passare il messaggio, che lui dice ogni volta che Maradona, da quando poi lo riconobbe, ovviamente, Maradona ogni volta gli chiede se Diego Junior lo ha perdonato. E Diego Junior risponde ogni volta: ma scherzi, ma smettila di chiedermelo, è ovvio che ti ho perdonato, è bastato un abbraccio per ripagare tutti gli anni in cui non siamo stati vicini, eccetera, eccetera. E l'unico rammarico è non averti vicino in questo momento, non poter piangere vicino a te, perché oltretutto ricordiamo Diego Junior tra l'altro anche colpito dal Covid sintomatico, lui e la moglie. E quindi se la sta vedendo anche brutta, e quindi si aggiunge il dolore anche a problemi attuali. Ma lui ha postato insomma sta foto con l'abbraccio col padre, ha detto ma non scherziamo proprio. Sente pure questo dove, perché lo so che intorno magari dicono ma tu sei sicuro che l'hai perdonato? Sì, ha perdonato, facite i fatti vostri, possiamo andare oltre la nostra vita privata. Oltretutto, se da esterno, appunto, da non tifoso del Napoli, se posso aggiungere, comunque, ma da tifoso del calcio e da persona che secondo me ognuno si dovrebbe fare gli affari suoi. A parte questo, come diceva Marat nel commento, dice Maradona ha fatto bene a tante persone, ora l'ho perso, ma ha fatto bene a tante persone, ma senza farlo vedere, appunto. Ha ragione, io infatti intendevo che lui ha fatto del bene senza farsi pubblicità, e dicevo che chi dice lui ha fatto del male non conosce bene la storia, e che comunque, ripeto, male o bene uno deve farsi un po' anche gli affari suoi, perché purtroppo il mondo di oggi, questo mondo tecnologico dei social media, dei reality, non permette a nessuno appunto di mantenere una privacy, non lo permette a noi che siamo comuni mortali, figurati a chi è famoso. Quindi ormai dagli anni 90 che questo succede. Maradona non è mai lasciato stare fare, cioè l'hanno sempre accusato di tutto, anche quando in realtà non c'entrava nulla, pur di dare contro a un personaggio, capito? Sul discorso delle tasse io non mi esprimo, perché quella è una cosa lui ha pagato, credo, quindi di cosa si vuole parlare? Pure questa fake news, cioè è no, ma infatti ma io non lo sto accusando, poi ripeto, secondo me almeno che non sei veramente uno che ha commesso crimini di guerra, genocidi, cioè quando muore qualcuno, anche se non ti sta simpatico, la miglior cosa, se proprio non hai nulla da dire, stai zitto. Il discorso delle tasse, allora prendiamo la lista, cominciamo con la lista di tutti i parlamentari e scorriamo la lista di tutti i parlamentari sportivi e cantanti italiani, e ce ne stanno sportivi e cantanti italiani. No, ma io non accusavo, io ho detto che ognuno si dovrebbe fare. Io ho detto semplicemente, per le persone che si aggrappano a questa cosa delle tasse, allora andiamo a vedere veramente, ma non solo i parlamentari, ma vedi quanti sportivi. Qualche anno fa uscì la cosa di Valentino Rossi. Ragazzi, parliamoci chiaro, in Italia ce ne stanno tantissimi, ma nel mondo ci sono gli evasori fiscali. L'imprenditore dei Ray-Ban, il signor Del Vecchio, quello che produce i Ray-Ban, anche lui l'hanno trovato colpevole di evasione. Allora, vediamo un pochino altri messaggi. Maradona ha fatto una valanga di beneficenza, gli altri, oltre a criticare tipo Sallusti, ha detto delle cose durissime. Vabbè, veramente stendo il velo pietoso
su quelli che hanno detto cose così. Oggi stavo litigando con una mia amica perché dice che Maradona non è un uomo da idolatrare. Domenico, c'è stato un solo messaggio, non mi ricordo se sulla live o sull'ultimo video che ho fatto, dove diceva sì, grande calciatore ma non da idolatrare. Io ho risposto vaffanculo. E di solito non rispondo, cioè cerco di evitare anche per non andare così. In quel caso mi ha preso proprio nel momento sbagliato, con gli occhi gonfi, e ho risposto vaffanculo, cioè vai a fare in culo tu e questa idea che vuoi far passare. Dopodiché c'è stato il continuo, hanno risposto anche altri, lui poi si è zittito assolutamente perché ha capito la stronzata che ha detto, perché poi alcuni lo fanno per ignoranza pure, che non sanno, non conosci il personaggio, vai appresso alla narrativa che hai sentito una volta e quindi va bene così. Abbiamo il presidente qua che ha pagato... esatto. Esatto, il presidente che ha pagato $750 di tasse nell'anno in cui io ne ho pagate 20.000. Luigi, ovviamente. Noi in Canada abbiamo uno che tra l'altro dovrebbe essere anche più vicino alle mie idee, il primo ministro canadese, che tra lui, la madre e il fratello si sono intascati da una cosiddetta no profit onlus di beneficenza, si sono intascati circa $250.000 canadesi negli ultimi 5 anni, quindi figurati un po'. Va bene, ritorniamo in tema calcio perché il buon Marat è bravo e me lo fa. Ragione. Chiedo scusa Marat. No, vabbè, ma mica sei tu, è uscito così. Ragazzi, fateci una domanda calcistica, magari anche verso cioè non ci possiamo manco girare che già è campionato di nuovo. La Fiorentina con chi deve giocare, Gabe? Milan a Milano. Ah, già. E quindi dovrete vedere questo Milan senza Ibra, che oggi è incappato sull'1-1. Sì, ma noi siamo meno forti dell'Lille al momento, almeno psicologicamente. Poi in realtà sulla carta non lo so, però vabbè, siamo meno forti in questo momento e io già firmerei per un pareggio, purtroppo, devo dire la verità, sinceramente. Ma già è buono, perché bene. così si scendono un pochino. Bepi, sta bene il pareggio. Io vorrei fortemente la vittoria della Fiorentina, anche perché amo in modo particolare la città di Firenze, dove, diciamo, tra virgolette, era la mia seconda casa. Però guarda, stando alle parole del grande Gabe, se lui da fiorentino dice che non hanno questa grande vitalità, tra virgolette, in campo, metterei una firma per il pareggio, però io spero nella vittoria della Fiorentina. Albè, secondo te lo scherzetto lo possono fare? Che non ho capito. Lo scherzetto, la Fiorentina, lo scherzetto al Milan, che magari adesso sono incappati nel pareggio in Europa e dicono forse senza Ibra siamo un po' vulnerabili. Diciamo la verità, io più che altro ci spererei nello scherzetto. Che poi sia possibile. Allora, il Milan sta andando forte comunque, è in forma. La Fiorentina non l'ho seguita, devo essere sincero, non l'ho guardata, anche se io ho sempre simpatizzato per la Fiorentina, il colore mi piace, sempre piaciuto Batistuta, l'ho adorato. Comunque lo spero che riescano fuori di tanti tifosi anche delle squadre avversarie. Come no, ho capito. Batistuta ha rubato il cuore di tanti tifosi anche avversari. Secondo me il miglior centravanti di tutta la storia. Comunque io lo spero perché così, capito, ce lo ferma un po' sto Milan che sta andando proprio sparato. Domanda per Gabe: cosa ne pensi di questa Roma? Ecco, noi ci interessa la Roma. Io per Napoli la vedo nera, tu? Allora, la Roma mi piace tanto, ha un allenatore che io stravedo per Fonseca, usa la difesa a 3, io sono un po' come Catto qui, Valerio, la difesa a 3 mi piace un po' la spregiudicatezza, l'alternatività di questo allenatore che alterna un 4-2-3-1 con un 3-4-2-1, doppio trequartista o tre trequartisti quando ha il modulo della difesa a 4. Mi piace veramente la Roma come squadra, mi sta simpatica perché è un po' una piazza come Firenze, molto calda, molto verace, che non ha vinto tantissimo e però ha una tifoseria appunto molto verace, tra l'altro anche come il Napoli, un'altra piazza che mi piace molto per via della tifoseria, per via che sono un po' le underdog, però quelle underdog che se la possono giocare, capito? Certo. La Roma mi piace, per il Napoli non la vedo nera, io l'ho già detto in questa live e sono anche stato un po' attaccato, a me Gattuso non piace molto come allenatore, lo rispetto tantissimo come persona, secondo me è un grandissimo,
però a livello tattico mi dice poco, sinceramente. Mi dice poco, e secondo me con una rosa così il Napoli, con un allenatore, faccio la provocazione, con Sarri con questa rosa sarebbe primo in classifica. Non lo so che voi non volete Sarri dietro, ma lui sarebbe primo in classifica con questa rosa. Sarri con una rosa minore era il primo in classifica, ma poi l'ha perso il campionato. È vero, ha perso da noi a Firenze 3-0. Ma è importante essere primo in classifica adesso, alla fine è importante. E allarghiamo il discorso, visto che siamo freschi di Europa League e abbiamo anche dato uno sguardo per quanto possibile alla Champions League. Facciamo una panoramica. Paolo Pavesi ci chiede: io volevo chiedervi se vi sono piaciute in generale le italiane in Europa. Partiamo da Alberto questa volta. Io non le ho seguite, io seguo il Napoli, ragazzi, io sono tifoso del Napoli, le altre non me ne frega niente. Le sento, mi guardo gli highlights, ma le altre... È l'onestà che adoro, perfetto. Napoli. L'Inter, se non mi sbaglio. Sì, io ho visto l'Inter asfaltata dal Real Madrid, inguardabile a tratti, ma veramente pietosa. Mi dispiace per gli interisti, perché sono amico di tanti interisti, ma se non va via Gatto Silvestro non fanno niente. Purtroppo no, Gatto Silvestro lasciamo perdere. Ma lo stesso, come si chiama l'ex Juventino che adesso gioca mi sfugge il nome. Vidal, esatto, che secondo Conte doveva arrivare per fargli vincere la Champions. Quanto è stato in campo? Mezz'ora? Gliel'ha fatta perdere proprio lui la partita. Proprio lui. Anche la qualificazione, perché penso che ormai non vanno più da nessuna parte. Economicamente è un grande danno. Poi ho guardato qualcosina della Juve, però la solita Juve, insomma, la conosciamo. Mi voglio connettere un attimo, scusami, poi ti faccio passare subito. Mi voglio connettere un attimo a quello che ha detto Baby, il fatto di Vidal. Il mio professore di matematica, tra l'altro, è un ex calciatore era un ex calciatore che ha giocato anche nel Perugia, a bassi livelli comunque, mi disse una cosa che è vera. Le squadre come Barcellona e il Real Madrid, se vendono un giocatore, è perché quel giocatore non serve più. Se Vidal è stato venduto, è perché da Vidal non possono avere più niente. Vai avanti. Aggiungo, o è così o comunque c'hanno un infortunio. Immagina per esempio il Barcellona col Maradona, è venuto infortunato, lo stesso Ronaldo che poi va all'Inter comunque col ginocchio un po' così, è un ottimo... Però hanno dato grossi risultati, lo stesso Cristiano Ronaldo sta dando buoni risultati, sì, magari in Italia, ho capito, però lui sta dando buoni risultati. Lo stesso Higuain, quando è venuto a Napoli, ci ha dato delle belle soddisfazioni, quindi sì, ma sono scommesse, indubbiamente ci sta il discorso che diceva il professore, però magari c'è anche l'eccezione che conferma la regola. Certo. Da noi Mario Gomez ha steccato, noi si prese Mario Gomez dal Bayern Monaco, tutto questo cosa, e poi è stato un bidone clamoroso. Vedi. Clamoroso. È bella sta cosa, perché noi molto spesso siamo legati il nome adesso risolve, e non è sempre detto. Prendo un'altra citazione dal grande Catto, che dice: noi siamo malati di figurinite nella Fiorentina perché abbiamo preso Ribéry, Callejon, però sono funzionali al progetto. Dipende, Ribéry forse per un po', per ora sta veramente calando. Callejon per ora, purtroppo, col modulo che avevamo prima, col 3-5-2 di Iachini, siccome hai confermato Iachini, devi fare un modulo, devi fare un mercato compacente al modulo di Iachini. Se dai via Chiesa con esterno a tutto campo, a tutta fascia, e prendi Callejon, c'è qualcosa che non va, vuol dire che la mano destra non parla con la mano sinistra, appunto. E ci sta. Per caso, ok, qualcuno ha visto l'Atalanta? Perché io ho guardato l'Inter, no. Ah, benissimo. Bella Atalanta, bella squadra. Ieri ha dominato, l'ho rivista perché la stavo ascoltando in radio ieri al lavoro, d'altronde il lavoro qua alle ore in cui in Italia sono gli orari delle partite. Quindi sì, secondo me è una bella Atalanta. Il Liverpool l'ho visto un po' sulle gambe, sinceramente. Non so se hanno sottovalutato un po' la partita, oppure erano, diciamo, veramente stanchi e quindi non hanno, diciamo, non sono riusciti appunto a contrastare l'Atalanta, perché l'Atalanta comunque ha fatto la partita, ha fatto le azioni. Anche il Liverpool ha avuto
le sue azioni da gol, però sinceramente ho visto un'Atalanta molto più sicura rispetto a quella che ho visto per esempio contro il Napoli o contro il Liverpool all'andata a Bergamo, dove ne ha prese 5 sinceramente. Certo. Hanno un po' sottovalutato l'Atalanta e anche credo che erano un po' dimezzati dagli infortuni o Covid, perché comunque in difesa avevano i due centrali che avevano 19 anni. Sì, no, però davanti c'era comunque Salah, c'era Firmino, insomma, non è che c'erano gli scalzignosi. No. Indubbiamente, avranno anche preso sotto gamba l'avversario. Quella che probabilmente io non mi aspettavo una tale classifica in Champions è la Lazio, che comunque in un girone complicato, dove cioè equilibrato, senza il nome più forte delle altre, ma comunque si sta giocando ottime chance di passare. Adesso ci sarà la sfida pure col Borussia, bella roba. La Lazio è sempre, non è mai sulla bocca di nessuno, è sempre sottovalutata e poi invece sono sempre lì. Si dice male di Lotito, che è appunto un po' un bandito, fa anche rima, però c'è poco da dire, è bravo nel gestire nel gestire la società, ha un DS bravo che, per quanto mi stia antipatico, Tare è veramente bravo, formidabile a trovare giocatori giovani ma funzionali al progetto e bravi, l'ultimo Akpat Pro. Cioè, purtroppo si dice sempre la Lazio quest'anno va male e poi la Lazio è sempre lassù. Allora, ci chiede l'ottimo Renato cosa ne pensate del Sassuolo. Facciamo un giro veloce, facciamo i più veloci. Vai Alberto. Ma il Sassuolo mi ha fatto una ottima impressione. Io l'ho visto soprattutto quando ha giocato contro, mi ha fatto un'ottima impressione. Serve un allenatore che sa quello che fa. È una squadra giovane, molti giovani. Alla fine del campionato otterrà sicuramente un buon risultato, però non ci aspettiamo adesso, come molti hanno detto, che il Sassuolo io penso che la UEFA, l'Europa League se la riesce a conquistare, crollerà prima o poi. È ben pagata. Bepi, copia e incolla. Copia e incolla della cosa di Alberto. Gabe, dove la vedi alla fine? De Zerbi è uno dei miei allenatori preferiti, grande squadra, però hanno un difetto, che tutte le volte iniziano fortissimo nel girone di andata e poi nel girone di ritorno giù. Quindi la vedo comunque sopra noi in questo momento, molto sopra noi anche a livello di gioco, a livello di mentalità, però la vedo comunque tra il 7° e l'8° posto al massimo. Yes. Oggi Domenico Golliuso, oggi potevamo fare 5 gol, ma come al solito segniamo poco. Ragazzi, questa è la... Esatto, poi insiste, siamo la squadra che tira di più e segna di meno in Europa. È proprio il nostro problema atavico. Io devo andare, Valerio, ti chiedo scusa, ma mi sono scordato di un appuntamento, cioè che devo ritirare la spesa perché qua la puoi ordinare e te la mettono nel bagagliaio appunto per emergenza Covid, appunto, quindi grazie. Io ti ringrazio veramente, ringrazio i tuoi ospiti, il Bepi, che lo conoscevo già, e scusami il tuo nome, Alberto, grazie mille, grazie Valerio, grazie ai tuoi ascoltatori, è sempre un onore, è sempre un piacere, soprattutto in questo momento di dolore, per voi è stato veramente un onore. Grazie a te, Gabe. Grazie mille, buona serata ragazzi, buona serata. Passate da Gabe il viola canadese. Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora ragazzi, teniamo questo problema che segniamo poco, come dobbiamo fare? Qualche tiro da fuori. quello è il discorso, che facciamo i tiri da fuori. Quest'anno facciamo molti più tiri da fuori, perché le squadre si chiudono, hanno imparato col Napoli, metti il pullman, non segnano più, e quindi cominciamo a tirare da fuori, tirare da lontano, tirare quando anche... O in curva. In curva, o tirare a cazzo di cane, proprio, diciamo così. L'importante è che tiriamo, forse rotola dentro. Scusate, ho visto un altro Napoli io. Perché? È perché fino alla settimana scorsa parlavamo anche col Valerio che magari facessero un tiro da fuori, cioè arrivano in area di rigore col pallone tra i piedi, però fuori l'area nessuno si prende la responsabilità. Un po' Zinischi se la prendeva, ma ormai è un mese che ci manca. Però poi chi è che tira da fuori? Ma io vedo Mertens tirare ogni tanto da fuori, io vedo Insigne fa sempre, comunque ci prova sempre da fuori, ci prova. Ma quando tira però?
Cioè, Quando io riesce a penso tirare, perché non ne fanno tirare, però è questo il è discorso, vero. perché te l'ho detto, quelli hanno messo il Mertens tubetto nel pullman e là, fu ha Napoli. segnato dall'area del portiere, cioè, quindi alla fine siamo entrati in porta con tutto il pallone. Però nessuno che ci ha provato, forse Bakayoko in una delle ultime partite che ha giocato, a fare un tiro da fuori, però se non arriviamo in area di rigore non si può tirare. Come funziona? Infatti la battuta che ti facevo, Valerio, era: ma è cambiata la regola, non si può tirare più da fuori? Te la ricordi questa battuta? Sì, me la ricordo. Io credo che l'idea di tirare da fuori c'è ed è prevista anche da Gattuso, nel senso, gliel'avrà detto quando avete lo spazio, anche perché altrimenti non metteresti sempre i giocatori coi piedi invertiti. È una delle cose da fare. Secondo me Politano ci ha provato più di una volta, Lozano punta, specialmente quando sta sulla destra, insomma punta più al dribbling. Però Politano ce l'ha, lo stesso Insigne ce l'ha, Lozano se stesse sulla sinistra. Il problema è, come diceva Alberto, si crea un pochino di intruppo, specialmente quando si chiudono tutti in difesa e non si aprono mai, e quindi è difficile proprio, cioè tiri addosso alle gambe. Allora a volte devi fare un passaggio in più. Ti faccio un nome, Inler. Dalla lunetta da fuori dell'area di rigore, fuori la lunetta, tirava, e puoi beccare anche la direzione che va in porta. Assolutamente, provarci sempre, provarci anche in più, sono d'accordo. E hai fatto un nome di quelli che divide, ha sempre diviso la tifoseria. Ho fatto un esempio, poteva essere lo stesso Allan, invece noi dobbiamo fare la stessa. A me piaceva tanto Hiller. Anche a me. Noi dobbiamo fare sempre. In questo caso siamo a posto, perché veramente Hiller ci sta gente che Hiller è scarsissima. Sì, vabbè. Ci ha regalato qualche emozione, dai. Invece adesso che dobbiamo fare? Chiedo a quelli collegati che ne pensate di Hiller. Tanto siamo tra di noi, potete dire che è scarso, potete dire che è forte, non ci sarà giudizio. L'ultima partita che ho visto allo stadio è stata Napoli-Udinese, quando ci segnò Hiller. E poi dopo passò al Napoli. Me lo ricordo ancora quel gol da fuori area. E infatti poi dopo bestemmiamo. Sono milanista, ma c'è un giocatore che mi fa impazzire della vostra squadra, è il Ciuchi Lozano. Ma quanto stracazzo è forte. Robè, vedi, tu per esempio impazzisci per Lozano, noi stiamo ancora aspettando un'esplosione definitiva, intravediamo il potenziale, però stiamo aspettando qualcosa in più, perché è una stella. Dobbiamo iniziare a vedere anche qualcosa oltre che intravedere, perché qua con Osimhen intravediamo, Lozano intravediamo e quell'altro intravediamo. Il problema è anche che si devono alternare un po' tutti là davanti. Se non lo fai giocare sempre titolare, tu a volte vedi, come stasera, a volte intravedi. Vedi che il milanista ne capisce, Lozano vale 5 Insigne. Andiamo avanti. Qua qualcuno ci dice Zemaili, perché quando si parla di Hiller ovviamente viene in mente anche Zemaili. Mi ricordo un gol di Hiller ci fece pareggiare col Cagliari 3-3. Hiller un mostro, servirebbe uno così al posto di Fabian. Subito. Subito. Facciamo la colletta? PayPal subito? Ma penso si sia ritirato, non lo so se sta ancora in giro. Penso che si sia ritirato. Ivan Paciotti non modera, sta in relax, mi fa piacere che sta qua in relax. Anche Rullo non scherza, è fortissimo. Ma Rullo stai tornando al Rullo proprio. Quasi Rullo. Quasi Rullo, io lo aspettavo da te, guarda. Quando giocava Rullo era continuamente Rullo proprio, guarda come Rullo faceva mio padre sempre, guarda come Rullo, guarda. Rullo su quella fascia sinistra era per noi per fare le battute, poi insomma. Perché il vulcano da terra chiamiamo e dell'eruzione ce ne freghiamo, Christian. Chi si ricorda di Mesto? Io. Ha fatto un'apparizione, me lo ricordo. E anche Bebiti, ce lo ricordiamo. Anche troppo poco, secondo me. Sì, giocò pochissimo in realtà. Qualche partita la fece anche bene e quindi si disse: vedi che Mesto è meglio di Maggio. Penso che allora se la giocava con Maggio. Sì. Ma perché siamo alle solite, ragazzi, con i terzini. Noi siamo sempre ipercritici perché vorremmo vedere il cross, vorremmo vedere la spinta, ma poi anche la difesa.
vi assicuro, se noi avessimo Teo Hernandez ci lamenteremmo della mancata fase difensiva. Valerio, Napoli è una piazza sempre stata difficile. Napoli è una piazza che vuole vedere sempre il 100% da tutti i giocatori. Napoli è quella piazza dove Lozano arriva, poiché è stato pagato 40 milioni di euro o quello che è stato, Lozano deve entrare e deve fare già nella prima partita una tripletta. Osimhen per il momento ha fatto, quante partite ha fatto? 5-6 partite, ha fatto 2 gol. Poi uno che volete. E magari il Napoli è così. Ragazzi, qua ci chiedono pronostici a raffica. I pronostici, visto che non ci riguardano, li possiamo fare. Quindi chiedo a Bepi, Fabio Tommasi forse si deve giocare una bolletta. Cagliari Spezia, Io Bologna metterei un 2. e Genoa. Scusami Valerio. Un 2 Cagliari Spezia, simpatizzante del Bologna, quindi 1. Genoa Parma, secondo me può essere anche un X. Genoa ieri ha vinto in Coppa Italia, credo, proprio contro il Parma ha vinto. Controllo, perché ieri ovviamente tutti noi eravamo, che cazzo ce ne fotteva del calcio, non seguivamo niente. 2-1X. Ok, ma il Parma ha vinto col Cosenza in Coppa Italia, forse era quella. Mi sono flashato. Vado ad Alberto. Io te l'ho detto, io prego il Napoli e l'anno scorso seguivo un po' più la previsione, non devi dire come giocheranno, butta una previsione a cazzo come se stessi giocando. Cazzo di cane? Sì. Cagliari, Crotone, Parma. State butto così, secondo me vince il Cagliari, secondo me vince il Crotone, secondo me vince il Parma. Il Parma perché lo adoravo da bambino, Zola. Sì, a Parma sono passati in tanti. Io dico Spezia può fare lo scherzetto a Cagliari, anche io vedo il Bologna favorito sul Crotone, e Genoa-Parma, ma dico il Genoa, sempre non considerando il potenziale X. Allora, io ricordo Campagnaro che per un periodo è stato molto forte, Diego è per sempre, ciao Diego, il dio del calcio. Domanda a tutti e tre, Lozano o Osimhen? Attenzione, Mara. Pepi. La tocca piano. Ma penso che siano due giocatori totalmente diversi. Lozano punta centrale ci ha provato di sfacciotti e è riuscito a fare un gol alla Juve, ma perché si è trovato nel posto giusto nel momento giusto. Però io me li tengo tutti e due. Al limite uno fa la panchina dell'altro. Sono d'accordo. Sto parlando di un centravanti e di un esterno, un mezza punta, per me sono troppo diversi. Mi vuoi dire, ecco, Osimhen e Petagna, allora là ti posso fare posso sceglierne uno, ma Lozano e Osimhen sono due giocatori di due ruoli diversi, non li puoi paragonare. E oltretutto entrambi, quando sono in campo insieme, le difese impazziscono, perché se te ne prendi a uno ti può scappare l'altro. Bravo. Quindi mi puoi paragonare Lozano e Mertens, che sono due piccolini, ma tu stai parlando di un gigante e di un nanetto. Vabbè, lui dice a crudo chi preferite? Osimhen. Copia e incolla. Anche Baby copia e incolla. Anche io perché voglio che esplode. Perché il numero 9. Io voglio di nuovo innamorarmi di un numero 9. Ci manca il centravanti. Esatto, ci manca tantissimo, quindi spero che esploda al più presto. Mauro Nardos, non ho sentito la risposta di Iodice, immagino sarà esilarante, perché a me Peppe Iodice, quando fa i video in intimità, no? Con la sua faccia enorme davanti al cellulare, video selfie, da solo mi fa ancora più ridere di quando lo chiamano in TV. Nei video selfie mi fa ridere, lo dico tranquillamente. Aitan, tra l'altro Gaetano, grazie mille per il tuo supporto, non lo dimentico, grazie mille. Chiacchiello di Canale 21 è fissato di De Paul dell'Udinese, lo vedrebbe al posto di Fabian, che ne pensate? Veloce, Bepi. Siamo un po' fissati anche noi, soprattutto al posto di 3, ormai lo chiamo 3.
Sì. Io schifo proprio a Fabian, scusate, non ci faccio Parlo anche a nome di Elpidio, possiamo tirarlo dentro, che anche lui vorrebbe De Paul più presto, e mi unisco a voi. Io non dico a posto di Fabian, ma in generale De Paul sì, cioè ci piace, ci è piaciuto, multiruolo, è più svelto, se vogliamo fare il paragone con Fabian, quindi sì. Chiunque è più svelto di Fabian. Non so Ragazzi, voi quando eravate più giovani, prima avete accennato che la domenica è sacra a Napoli. Posso sapere come si vivono i pre-partita nella vostra città? Mi piace da morire. Dipende dalla partita prima di tutto, perché se parli di una partita normale, che tipo il pre-partita comincia già tipo il mercoledì, ma se parli di Napoli-Juventus già stiamo parlando adesso per gennaio. Sì. Quindi dipende dalla partita, però comunque noi in pre-partita, quando una partita importante comincia già il martedì, il mercoledì. Se la partita è meno importante, giovedì cominciamo a vedere gioca chi non gioca. Troviamo qualche altro argomento se la partita non è importantissima, troviamo altre cose di cui dire. Bepi? Basta pensare a un conto alla rovescia per Capodanno, però moltiplicato dipende appunto dalla partita. Un Napoli-Juventus moltiplicato per 6 mesi forse. Esatto. Allora, continuiamo le domande. Ragazzi, ma quanti like stiamo? No? Perché io ho pure sonno. Non voglio nemmeno mantenervi troppo, insomma. 203. 203. Abbiamo Amico fatto. si porta. Bravi. Considerando che il canale è piccolo, bravi. Gattuso ha fatto capire come giocherà domenica. Zielinski tre quarti e Milik e Mertens punta centrale. Allora, mi piace chiudere così, con un accennino sulle probabili, sulle intenzioni di Gattuso o sulle vostre idee al riguardo. Abbiamo Bepi in primo piano. Bepi, secondo... Allora, Zielinski potrebbe anche giocare, ma non essendo al 100% si dividerà la partita con Elmas, secondo me. E quindi col 4-3-3 o con il 4-2-3-1? Lo sai che io amo il 4-3-3, io spero il 4-3-3. Ok. Alberto? Ma io penso che il 4-3-3 Gattuso non lo farà perché oramai è convinto del 4-2-3-1, quindi vuole portare la squadra ad imparare questo modulo. Se gioca Zielinski sotto punta non mi dispiace, ma poi come funziona il centrocampo? Chi gioca al centrocampo? Dobbiamo considerare che non avendo Bakayoko, Dem probabilmente è sicuro del posto perché è l'unico con le caratteristiche più di recupera palloni, e poi se la giocheranno Fabian non credo Lobotka partirà da titolare. Tutti e due avete fatto con la testina Elmas. Non lo so, secondo me lui Elmas in questo momento lo vede più avanti. Secondo allora me io metterei Zielinski lì dietro al centrocampo e poi sposterei Elmas sotto punta personalmente. Pure io. Dobbiamo vedere lui come ha valutato. Dici? Oppure, visto che sta molto in forma, provare un'altra volta Politano sotto punta. Ma senza in formissima Politano, senza Fabian, se no prendiamo un altro gol. Fabian non lo considero proprio. Io spero che okay. Fabian si rompa una gamba. No, vabbè, questo no, ma magari che Sergio Rutello va bene. Sì. Allora, ragazzi, noi siamo arrivati praticamente quasi al limite della mia voce. Ho anche fame perché devo cenare. Chi ha visto la mia, tu c'hai sonno ovviamente, chi ha visto la live, la reaction live, sapevo che io stavo mangiando i cereali, quindi non basta. Voglio ringraziare per l'intervento Alberto. Grazie a te per lo spazio, volentieri di questa serata, proprio in onore di Diego, mi ha fatto piacere far parte di questa serata. Grazie Alberto, ci vediamo prestissimo. A presto. E Bepi, come sempre, grazie. Grazie a te Valerio, quando vuoi. Grazie mille. Ciao.
Ragazzi, in questo momento, visto che siamo tra di noi, siamo negli intimi, io mando il link al mio moderatore, che prima o poi dovete vederlo, no? È una delle cose che facciamo sempre a fine serata. Voi sapete, chi segue sempre fino alla fine lo sa, e chi non lo segue non lo sa. Quindi nel frattempo che mando il link, lo dovete vedere, perché chi è così, nel frattempo leggo qualche altro messaggio. Demme sostituto con Rieka vuol dire titolare con la Roma. Sostituito, giusto Luis. Sì, ma sicuramente questo lo aveva già in mente, sono sicuro di questo. E anche Bakayoko sempre fisso in campo. Grazie Valerio per la live, per tutto, buona cena. Grazie a te Rita per il bellissimo messaggio che ci hai fatto condividere, per il supporto, per la tua presenza. Grazie a tutti i nuovi amici, un applauso per i tuoi ospiti. Grazie Fabio, sono di qualità, i miei subscriber sono di grande qualità, voi tutti. Forza Catania e Napoli, abbasso Palermo e Roma. Anche senza abbasso Palermo e Roma, Forza Catania e Napoli te lo sposo. Io sono un po' tenero in questo momento, la morte di Diego mi ha dato tenerezza, quindi non dico nemmeno abbasso Palermo e Roma, voglio bene a tutti in questo momento, perché Diego voleva bene a tutti. E quindi grazie a tutti per i like. Arriva il moderatore, grazie per il vostro commento. Non dimenticate di andare a vedere la reazione, non so nemmeno se ve la siete visti, se la sono visti, ci stanno dei video da guardare, da recuperare. Grazie a tutti. È il momento, lo vedo in anteprima, ecco a voi il grandioso moderatore instancabile, il grande Marat, che dalla Russia ci onora della sua presenza